buongiorno a tutti. L'amministrazione comunale di Vittorio Veneto vi dà il benvenuto alla conferenza Via Europea della Seta, Bachicultura e Innovazione. Ricordiamo che questo evento è organizzato dall'Ufficio Italiano del Consiglio d'Europa, in collaborazione con la città di Vittorio Veneto, il Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson, il CREA e il Museo del Baco da Seta di Vittorio Veneto. La finalità dell'incontro è quella di valutare l'apporto che può offrire la rete museale veneta alla conoscenza della filiera serica e le sinergie che può attivare con il tessuto produttivo regionale, agricoltori, fattorie didattiche e cooperative. L'incontro si svolgerà nel quadro delle attività volte a favorire la costituzione di un itinerario culturale europeo sulla Via della Seta, da sottoporre alla certificazione dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, agenzia tecnica del programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. L'itinerario si propone l'obiettivo di valorizzare un comune patrimonio europeo, materiale e immateriale, favorendo nuovi scambi e attività di natura turistico-culturale in Europa e tra Europa e Oriente. Il Consiglio d'Europa ha certificato ad oggi 38 itinerari culturali europei, tra i quali la Via Francigena e il Cammino di Santiago di Compostela. Allora, diamo il benvenuto agli ospiti che si susseguiranno appunto qui sul palco. Partiamo dal centro, facciamo un applauso all'ambasciatrice Luisella Pavan-Wolf, direttrice dell'Ufficio Italiano del Consiglio d'Europa a Venezia. E proseguiamo con la dottoressa Silvia Cappellozza, ricercatrice del CREA, il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente. E concludiamo con il dottor Ettore Marson, direttore del Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson, qui di Vittorio Veneto. Prima di cominciare in questo programma intenso della giornata, diamo ora la parola all'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Chiamo sul palco il sindaco Antonio Miatto. Buongiorno a tutti, benvenuti alla giornata che ritengo sarà interessante. Voglio intanto ringraziare gli organizzatori di questa giornata qua, il dottor Marson, il Consiglio d'Europa, il CREA e il nostro Federico che si presta sempre ad accompagnare questi eventi. Io ritengo che sia assolutamente congruo il rivangare, il ripristinare, il trattare l'argomento bachicoltura visti i trascorsi che ci sono stati qua in zona, in Cenere, Serravalle, per altri motivi e in Vittorio Veneto con l'industria bacologica e conseguentemente con la produzione serica. È stata una delle stagioni più ricche per la nostra zona e non solo per il numero degli istituti bacologici che qui si erano stanziati, ma per tutto l'indotto che da questi è derivato, non soltanto in zona ma anche in tutta Italia e anche all'estero. So che si andava ad incidere con questa tecnologia messa a punto qua in zona. Ritengo che il trattare questo argomento per la nostra zona, per Vittorio Veneto, sia doveroso perché il fenomeno aveva avuto i toni di epopea più che di semplice insediamento di questo tipo di industria a Vittorio Veneto, perché tutta la nostra zona ne beneficiò per molti anni e oggi ci piace che l'argomento venga ritrattato anche perché possa essere consolidato sia a fini turistici che anche di coltivazione della memoria e chissà che da questo non possa nascere anche una nuova filiera economica che possa interessare il maggior numero possibile di fruitori. Quindi buon lavoro, grazie della giornata, grazie dell'approfondimento, grazie Ettore. E a nome di tutta la città e a nome mio e a nome dell'amministrazione. Grazie. Grazie Sindaco. Tra l'altro volevamo ringraziare e
salutare per la loro presenza in sala Flavio Crippa, il massimo esperto che collabora con i più importanti musei del tessile in Italia. È venuto fin qui da Lecco, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. Così come salutiamo il dottor Luciano Cappellozza, già direttore della stazione bacologica sperimentale di Padova. Salutiamo anche lui, salutiamo anche gli studenti che sono qui quest'oggi in sala. Bene, direi che possiamo partire. Il primo intervento dell'ambasciatrice Luisella Pavan-Wolf, direttrice dell'Ufficio Italiano del Consiglio d'Europa a Venezia, ci parlerà delle potenzialità dell'itinerario della Via della Seta per i musei veneti della Seta. Buongiorno a tutti e a tutte, e in particolare a chi viene da fuori Vittorio Veneto. Abbiamo colleghi che ci hanno raggiunto dal Piemonte e dalle Marche, e non solo dalla nostra bella regione. Allora, 2 parole forse sul mio ufficio e sul Consiglio d'Europa, tanto per darvi come introduzione un'informazione molto generale su chi siamo noi. Il Consiglio d'Europa è una cosa diversa dall'Unione Europea, quindi noi non siamo i 28, presto 27 dopo il Brexit, Paesi membri dell'Unione. Abbiamo sede non a Bruxelles ma a Strasburgo e siamo l'organizzazione politica più antica in Europa. Siamo nati nel dopoguerra, nel 49, qualche anno prima dell'Unione Europea, di quella che sarebbe divenuta l'Unione Europea, e ci occupiamo essenzialmente di diritti umani, democrazia e Stato di diritto. Quindi non un mandato più ristretto rispetto a quello dell'Unione Europea, ma voi probabilmente avete sentito parlare della Corte Europea dei Diritti Umani, l'organo forse più conosciuto della nostra organizzazione. Ci battiamo per i diritti, diritti umani, per le libertà fondamentali di 820 milioni di europei, perché all'interno della nostra organizzazione ci sono 47 Stati membri, quindi tutti i paesi del nostro continente, con un'unica eccezione, quella della Belarussia, paese che non ha ancora raggiunto quegli standard di democrazia che sono necessari per poter entrare nell'organizzazione. Perché parliamo oggi di cultura e di itinerari culturali se il mandato dell'organizzazione è quello dicevo un attimo fa, diritti umani e democrazia? Perché noi guardiamo alla cultura come elemento di democrazia. E se voi pensate che tra i nostri Paesi membri ci sono stati che fino a pochi decenni fa erano stati totalitari o a regime autoritario, stati in cui la cultura veniva intesa più come propaganda che come elemento di comunanza e di identità, capirete perché noi guardiamo alla cultura come elemento di democrazia, ma guardiamo anche alla cultura dal punto di vista dei diritti. E l'idea qui è che i diritti culturali, quindi il diritto ad esempio all'accesso alla cultura, alla fruizione dei beni culturali, è un diritto, sono diritti fondamentali al pari titolo dei diritti politici, dei diritti di espressione, del diritto fondamentale che è quello alla vita, quindi un diritto di base, un diritto irrinunciabile, un diritto di tutti noi cittadini. A Venezia c'è l'unico ufficio di rappresentanza dell'organizzazione in Italia. Noi siamo a Venezia dal 2011 e ci occupiamo molto di cultura e di patrimonio culturale, visto
se volete, il contesto in cui operiamo, visto che siamo a Venezia, visto che ci troviamo in Veneto, una delle regioni con un patrimonio culturale più importante di tutta Europa. Non facciamo soltanto operazioni in materia di cultura e di patrimonio culturale, ma copriamo tutto il mandato dell'organizzazione. Quindi lavoriamo spesso in materia di diritti delle donne, lotta contro la violenza domestica. Facciamo ogni anno delle operazioni in materia degli eventi in materia di memoria, giornata della memoria, e tutto il mese di maggio lo dedichiamo all'Europa con una serie di conferenze, dibattiti, eventi vari di informazione e di sensibilizzazione del pubblico all'Europa. Ma oggi vi parlo di itinerari culturali europei e di un nuovo progetto che è quello dell'itinerario europeo della seta. Prima di tutto, cos'è un itinerario culturale europeo e perché il Consiglio d'Europa si occupa di itinerari. L'itinerario culturale non è una semplice strada del vino o itinerario di pellegrinaggio locale. Quello che noi cerchiamo di mettere in risalto è il fatto che in Europa ci troviamo di fronte non soltanto a culture e patrimoni nazionali. Abbiamo un patrimonio culturale italiano, come uno francese, come uno tedesco, ma siamo anche in presenza di una vera e propria eredità culturale europea. E quindi cerchiamo di in qualche modo mettere in risalto quelli che sono i fil rouge che attraversano la cultura del nostro continente e che in qualche modo danno a tutti noi questa identità che veneta sì, può essere anche italiana o francese, ma che è anche profondamente europea. Quindi un itinerario culturale è un percorso che non è un percorso solo regionale, locale o nazionale, deve essere un percorso che attraversa più paesi della nostra Europa, un percorso che si organizza intorno a dei temi che sono temi comuni a tutti e a tutto il nostro continente, quindi un tracciato che si focalizza su tematiche di interesse o storico o artistico o sociale europei. E questo a causa o del proprio tracciato, perché lo vedremo tra un attimo, qualche itinerario sono dei veri e propri itinerari di camminata, di tracciati geografici tra territori contigui, quindi sia in funzione del tracciato geografico o anche in funzione del contenuto e del significato. Nella cartina voi vedete quali sono i paesi che hanno aderito a questo grande progetto. Ne abbiamo attualmente 42 e 3 paesi osservatori, quindi praticamente tutto il continente. Moltissimi di questi itinerari percorrono le regioni del sud dell'Europa, si fanno un attimo più rarefatti e scarsi nel nord e nell'est del nostro continente. Dicevo un attimo fa che non ogni percorso del vino diventa itinerario culturale europeo, perché devono attraversare diversi paesi, ma devono soprattutto essere certificati da il nostro Istituto degli Itinerari Culturali, che ha sede a Lussemburgo e che è un'agenzia tecnica
che fa monitoraggio, fa valutazione, dà consulenza a chi vuole mettere su un itinerario, organizza ogni anno un grande evento in cui tutti gli itinerari, i rappresentanti di tutti gli itinerari culturali si riuniscono in uno dei Paesi membri e coordina una rete di università e di centri di ricerca che studiano le tematiche culturali o turistiche legate agli itinerari. Non ogni itinerario diventa itinerario culturale europeo. La persona che ha aperto la conferenza oggi vi ha detto che attualmente ne abbiamo 38 di certificati, non moltissimi se voi pensate che tutta questa operazione è iniziata nel 1987, quindi stiamo parlando di neanche 2 itinerari certificati all'anno. Per diventare itinerario culturale europeo e per avere questo label di qualità che l'Istituto del Lussemburgo dà, è necessario rappresentare i valori fondamentali della nostra organizzazione, quindi i valori fondanti sia del disegno di integrazione europea che è quello dell'Unione Europea, che il disegno di cooperazione intergovernativa che è quello del Consiglio d'Europa, quindi a rappresentare valori fondanti europei. L'itinerario deve basarsi su una solida ricerca scientifica, illustrare una tematica, una memoria, un pezzo di storia, di patrimonio europeo e promuovere iniziative in ambito di istruzione, di turismo culturale, ma anche, lo diceva un attimo fa il sindaco, di sviluppo economico locale, culturale o turistico. Se questi sono i requisiti per diventare un itinerario certificato, quali sono gli ambiti di azione di questi itinerari? Perché se volete l'idea è che una volta ricevuto questo label di qualità, la storia non finisce lì. L'itinerario è una rete di individui, di organizzazioni, di enti culturali che lavorano insieme e fanno qualcosa, cooperano in materia di ricerca, fanno vivere la memoria di un pezzo di storia del patrimonio europeo, mettono in atto scambi educativi e culturali, soprattutto per i giovani, e sono lieta di vedere questa numerosa scolaresca essersi unita a noi oggi, e promuovono un turismo lento, sostenibile, soprattutto turismo in materia ovviamente culturale. Come si diventa itinerario culturale europeo? È un percorso piuttosto lungo e ci si mette un po' di tempo, in media dai 4 ai 5 anni, perché è necessario avere non solo un'idea, ma lavorare in modo scientifico su una tematica, mettere insieme una rete di attori, quindi 4-5 anni ci vogliono. Chi inizia il progetto, una volta messa su questa rete di attori locali, ma anche internazionali, presenta all'Istituto del Lussemburgo un dossier di ricerca che viene valutato da un gruppo di esperti esterni anche all'organizzazione che io rappresento qui in Italia. Questi esperti indipendenti valutano il progetto, raccomandano di o dare questo label di qualità o di non darlo perché i requisiti non sono presenti,
e finalmente l'Istituto, attraverso il suo organo direttivo, certifica il nuovo itinerario. Quindi un percorso che, anche questo, un percorso di valutazione che è serio e solido, e una cosa che c'è da dire è che una volta attribuita questo label di qualità, la storia non finisce lì, perché regolarmente, ogni 3 anni, l'Istituto, attraverso ancora una volta esperti esterni, va a vedere cosa sta succedendo, se l'itinerario continua ad essere in vita, se è attivo, se fa quello che dovrebbe fare, se le attività in materia scientifica si fanno in modo serio e solido, e ci sono stati casi in cui la certificazione è stata ritirata perché la rete che era stata fondata non rispondeva più a quei requisiti di serietà che sono richiesti ai nostri itinerari. Perché diventare un itinerario culturale del Consiglio d'Europa? Tutta una serie di valori aggiunti, il fatto di essere monitorati e valutati, il fatto di poter appartenere a una grande rete di operatori europei, quindi con scambi sulle buone prassi, ma anche sulle opportunità di finanziamento. Questo label di qualità, una maggiore visibilità, l'accesso al network, la possibilità di accedere al network di università che gravitano intorno all'Istituto del Lussemburgo. Gli itinerari culturali hanno varie tipologie. Dicevo un attimo fa che forse gli itinerari più famosi sono quelli di pellegrinaggio, quindi sono degli itinerari di camminata, come la Via Francigena, quindi itinerari lineari dove fisicamente un pellegrino, ma anche qualcuno che va in bicicletta o che va a cavallo, può percorrere un percorso, un itinerario. Possono esserci itinerari che hanno contiguità territoriale senza essere itinerari di camminata, ad esempio le rotte dell'Olivo o l'Iter Vitis. Ci sono poi percorsi reticolati, virtuali, che uniscono tra di loro in modo ideale territori che sono lontani. Do l'esempio dell'itinerario di Mozart, che unisce vari paesi in cui Mozart ha lavorato o vissuto, ma che sono chiaramente non contigui territorialmente e non percorribili fisicamente. Le varie tematiche attorno alle quali si raggruppano idealmente i nostri itinerari sono prima di tutto quello del patrimonio religioso. Ho già menzionato il più antico percorso, che è quello di Santiago di Compostela, certificato nel 1987, ma anche la Via Francigena, quasi tutti i percorsi che si rifanno alle radici cristiane del nostro continente, ma anche un itinerario europeo del patrimonio ebraico. Quindi patrimonio religioso, un cluster tematico attorno all'idea dei primi europei, quindi cultura preistorica, itinerari che guardano al paesaggio e all'artigianato. Ho menzionato le rotte dell'Olivo, quelle dell'Iter Vitis, l'itinerario del ferro e della ceramica, attività umane che hanno lasciato una traccia importante sui nostri paesaggi. Itinerari che riprendono momenti di storia e di civiltà che hanno accomunato vari paesi europei, la rotta dei Vichinghi, quella dei Fenici, l'itinerario di Carlo Magno, le tracce che Napoleone ha lasciato sul nostro continente.
E ci sono poi itinerari che riprendono tematiche artistiche o architettoniche che hanno lasciato delle eredità comuni in vari paesi europei. Ho menzionato Mozart, ma c'è anche la rete dell'Art Nouveau, quella che in certi paesi si chiama Jugendstil o Liberty, l'itinerario delle città termali, quello dei grandi cimiteri storici del nostro continente. Gli ultimi itinerari culturali che sono stati certificati in quest'anno sono l'itinerario del patrimonio industriale, quello di Corbusier, il grande architetto, il percorso della Cortina di Ferro, un percorso, una via ciclabile che si snoda lungo tutta la vecchia Cortina di Ferro che divideva in due il nostro continente, e un altro itinerario religioso, quello della Riforma protestante. Il programma degli itinerari culturali ha ricevuto quest'anno un grande riconoscimento, prestigioso riconoscimento del premio europeo Carlo V. Qua vedete il re di Spagna assieme al nostro segretario generale. E questo per darvi un'idea globale di cosa sia un itinerario culturale europeo. Vengo adesso al nuovo nostro progetto, quello di una via europea della seta, progetto che è iniziato qualche anno fa, nel 2015, quando l'allora segretario generale dell'Organizzazione Mondiale per il Turismo venne a Venezia, parlò al sindaco, venne a trovare anche noi nel nostro ufficio, noi siamo l'unica rappresentanza europea a Venezia, e ci incoraggiò a pensare a un itinerario della seta, ma un itinerario europeo. Già l'UNESCO da anni ha un itinerario che unisce l'Occidente all'Oriente, quindi un itinerario che va partendo da Venezia, dai viaggi di Marco Polo, raggiunge la Cina. È un itinerario direi di tipo istituzionale, si tratta di ministri di questi paesi che si trovano regolarmente per scambi culturali e turistici, quindi riunioni ministeriali. Ma l'idea che ci diede l'allora segretario generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo fu quella di pensare a una via europea della seta, quindi una via che partisse idealmente da Venezia, dall'idea di viaggi di Marco Polo, ma che guardasse anche a quello che ha voluto dire il commercio e la produzione della seta, e quello che dice ancora ai giorni nostri commercio e produzione della seta, ai nostri territori, perché la produzione, il commercio della seta ha lasciato delle tracce e continua a lasciare un'impronta importante su tanti territori e a favorire dialogo e scambi di conoscenza, di ricerca, di idee tra città e regioni e industrie del nostro continente. Le tematiche che stiamo affrontando in questo progetto, di cui si sono fatti promotori sia il Comune di Venezia che la Regione Veneto, le tematiche sono varie e complesse. Noi guardiamo
dicevo in generale, all'eredità che la seta, il commercio e la produzione della seta hanno lasciato nella cultura e nel tessuto sociale, ma anche sul nostro paesaggio in Europa. Quindi guardiamo all'attività tessile e come questa attività si è sviluppata da un'attività artigianale a un'attività industriale. Quindi quali sottotematiche sono quelle dell'innovazione tecnologica, ma anche dell'impatto che questa attività industriale ha lasciato nel mondo del lavoro. Pensiamo alle nostre filande, pensiamo al ruolo che le donne avevano nelle filande, pensiamo agli operai degli opifici, pensiamo ai canti delle donne nelle filande, quindi tematica dell'attività industriale. Ma guardiamo anche a quello di cui parleremo più da vicino oggi, l'allevamento del baco da seta, il suo impatto sul nostro tessuto sociale, economico, sull'agricoltura e sul paesaggio delle nostre regioni. Guardiamo alla seta anche come elemento artistico, quindi seta nella pittura, nella moda, nel design, e guardiamo a seta e produzione serica nella ricerca e nello sviluppo. Abbiamo ancora un minuto. Perché facciamo tutto questo? Perché vogliamo valorizzare questa eredità sia tangibile che immateriale, ma anche promuovere legami tra le regioni e le città della nostra Europa su queste tematiche. Vogliamo mettere in risalto anche gli scambi che ci sono stati e continuano ad esserci tra Europa e Oriente, e favorire delle tematiche che incoraggino un turismo culturale sostenibile, lento, partecipativo. Numerosissimi partner hanno già dimostrato interesse. Voi vedete qui su questa slide le varie regioni italiane che hanno aderito anche formalmente all'iniziativa. Ce ne sono moltissime in Emilia-Romagna, ma anche in Lombardia, in Friuli, e sono regioni, sono città, sono istituzioni culturali, sono musei. Nel Veneto ho messo in primo luogo il CREA, il Museo del Baco da Seta di Vittorio Veneto, il Museo Marson, l'Autorità Portuale Veneziana del Mare Adriatico, la Fondazione Musei Civici di Venezia, il Comune di Venezia, il network Slow Venice che è rappresentato qui oggi tra di noi, il Comune di Salzano, la Provincia di Vicenza, il Comune di Malo e un'industria, la Dorica Filiera Seta Etica, un'industria che ha ricominciato a utilizzare la seta, ma non nella tessitura, bensì nella produzione di gioielli. Abbiamo anche dei partner internazionali, dall'Albania alla Bulgaria, Croazia, Romania, Spagna, Turchia, Georgia e Grecia. Una serie di musei in diverse regioni italiane e dei musei che ho menzionato qui in Veneto. I musei veneti sono numerosi. L'ultima riunione che abbiamo, la penultima riunione che abbiamo organizzato, e qualcuno tra i partecipanti oggi era presente anche a Vicenza al Museo Palladio. Abbiamo il Museo dell'Arte Serica di Malo, 2 musei qua a Vittorio Veneto, Esapolis a Padova, quindi una serie, un tessuto interessante, quello dei musei veneti.
Arrivo alla conclusione e faccio quasi da introduzione alla presentazione che farà la dottoressa Cappellozza. Qual è la missione dei musei? Prima di tutto chiaramente quello di salvaguardare il nostro patrimonio culturale, quindi fare ricerca, mantenere le collezioni, restaurare i beni che vengono preservati nelle loro sedi, ma anche fare ricerca sul nostro passato. Questo è un elemento essenziale della missione museale. Secondo elemento, quello della promozione della conoscenza delle collezioni e del patrimonio presso il pubblico. Quindi un ruolo attivo di promozione di queste conoscenze nella società, per permettere e rafforzare l'accessibilità al nostro patrimonio culturale e diffondere le conoscenze. Cosa potremmo fare in Veneto? Cercare ma anche nel resto d'Italia, cercare di valorizzare quest'idea di museo diffuso, che è una caratteristica della situazione museale del nostro Paese. Noi non abbiamo solo grandi musei, non abbiamo solo gli Uffizi o il Museo delle Gallerie di Venezia. Abbiamo un tessuto di piccoli e medi musei di prossimità che sono parte dell'identità dei nostri territori. E quindi valorizzazione di questo tessuto, ma anche promozione di più interazione tra chi dei musei si occupa e i cittadini. E anche promozione, ancora una volta, di prodotti turistici di nicchia per valorizzare questo patrimonio culturale che nel Veneto è essenzialmente legato alla bachicoltura e ricomincia un po', ma timidamente, a essere anche legato alla produzione, di nuovo alla produzione dei tessuti di seta. Quindi l'idea sarebbe di mettere in rete musei, centri di ricerca, ma anche imprese, i bachicoltori che stanno ricominciando a proporre la produzione della seta sul nostro territorio e delle strutture di agroturismo, e cercare di metterli insieme in una rete virtuosa che possa proporre a noi veneti, ma anche al resto del mondo che viene sul nostro territorio, dei prodotti di turismo sostenibile, lento, che contrastino quel turismo di massa che sta rovinando le nostre città d'arte. Vi ringrazio. Grazie. Grazie all'ambasciatrice Luisella Pavan-Wolf, direttrice dell'Ufficio Italiano del Consiglio d'Europa a Venezia. Proseguiamo ora con la dottoressa Silvia Cappellozza, è stata anche già introdotta nel precedente intervento, ricercatrice del CREA, il Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, che ci parlerà della promozione di una rete dei musei della seta come prospettiva per il rilancio di una sericoltura sostenibile. Allora, buongiorno a tutti. Io credo che la maggior parte di voi mi conoscano e quindi non perdo tempo nelle presentazioni. Io lavoro comunque al CREA di Padova, che è diciamo, un istituto che si occupa di ricerca in gessi bachicoltura. E quando mi è stato chiesto di venire a parlare qua, la prima cosa che mi è venuto in mente è quello di dare una definizione di patrimonio di eredità culturale rurale, perché quando si parla di sericoltura si parla effettivamente di un'eredità culturale e di un patrimonio comune. Questa definizione comprende diversi aspetti. Innanzitutto quello del paesaggio, che è stato
plasmato nel corso del tempo dalle popolazioni che hanno abitato un territorio e che hanno anche creato degli edifici isolati o in gruppo che hanno dato luogo a una particolare architettura di quel territorio, ma anche tutti i prodotti che sono stati creati da quelle popolazioni che sono stati adattati alle condizioni locali, che hanno soddisfatto i bisogni propri di quelle popolazioni. Ma non solo, anche tutto il sapere, le tecniche, gli strumenti che hanno reso possibile questa attività di creazione e che ancora oggi sono essenziali per mantenere il patrimonio, per restaurarlo e per modernizzarlo, mantenendo però diciamo la logica di un percorso e l'estetica di quanto c'è nel nostro territorio. Naturalmente questa definizione si estende anche ai simboli e significati culturali in senso lato. Ma quando noi assegniamo ad un bene, ad un patrimonio, il titolo di eredità culturale rurale, facciamo un'operazione che cambia completamente il bene a cui noi assegniamo questo titolo, cioè significa attribuire un significato particolare. Infatti nessun oggetto, nessun bene, per quanto bello, per quanto prezioso, è di per sé un'eredità culturale. Vi faccio vedere ad esempio nell'immagine successiva degli alberi, sono dei gelsi e sono maritati a delle viti. Allora possono essere intesi appunto semplicemente come delle piante nella nostra campagna, oppure possiamo attribuire a queste piante un significato totalmente diverso, come quello che ad esempio attribuisco io quando li vedo. A me ricordano un'attività, un passato in cui si faceva in agricoltura il gelso per la bachicoltura e la vite per la viticoltura, e quindi assumono un significato completamente diverso e assumono una valenza per la nostra cultura e per il nostro paesaggio. Quindi quando noi facciamo questa attribuzione abbiamo anche delle importanti conseguenze. Innanzitutto che questo bene e questo qualcosa non è più la proprietà di qualcuno, ma diventa una proprietà collettiva. Quando io vedo quel filare, quegli alberi o una villa veneta, è vero che quelli hanno un proprietario, ma è vero che fanno parte anche della cultura di una certa popolazione, di un certo paese, e che alcune persone si riconoscono in quel bene. E quindi viene introdotto anche un legame di tipo emotivo. Quando io vedo quel bene riconosco il mio paese. Chi abita a Salzano, nella Filanda di Salzano, riconosce il proprio paese, e indipendentemente dall'amministrazione comunale, dalle giunte che si sono succedute nel corso del tempo, tutti hanno lavorato per mantenere quel manufatto, perché fa parte dell'identità del paese stesso. Inoltre è importantissimo che si crei una discussione riguardo questo bene, cioè siccome questo bene è di tutti, viene riconosciuto da tutti, che si capisca anche qual è la maniera migliore per fruirlo e sfruttarlo. E ancora una volta il mio pensiero va ad alcune realtà e emergenze architettoniche del nostro territorio, come pure appunto le Filande, che sono state spesso oggetto di discussione per come poter essere restaurate e restituite ad alcuni aspetti produttivi. Da qui viene anche il naturale parlare di eredità tangibili e intangibili. Un'eredità intangibile, ad esempio, una tecnica o un'abilità che ha fatto in modo che sia stato creato un paesaggio, ma sono anche tutta una serie, ad esempio, di eredità culturali, come i modi di dire, la letteratura, le leggende che ci sono che riguardano un'attività, come pure anche la letteratura. Letteratura intendiamo quella scritta, cioè quella che viene tramandata attraverso i libri, ma anche
quella orale che viene raccontata. Dopo vi farò vedere delle immagini che rendono molto chiaro questo e che ci dicono come tanto viene trasmesso attraverso appunto la tradizione orale. Non solo, abbiamo anche dei luoghi che hanno dei nomi particolari, dei toponimi, che riflettono particolari usi o rappresentazioni che venivano fatti di questi luoghi stessi. Ma anche i modi di organizzare la vita sociale, specifiche forme organizzative che sono diciamo plasmate sui ritmi stagionali, come ad esempio alcune feste, usanze agricole e così via. Tutte queste sono le nostre eredità intangibili, non meno importanti però delle eredità tangibili. In questo senso, cioè per tutto quello che abbiamo detto adesso, possiamo dire che la sericoltura è un patrimonio di eredità culturale rurale, in parte tangibile, vediamo i filari dei nostri alberi, le nostre ville venete, esempi meravigliosi di architettura e riconosciuti in tutto il mondo. Noi siamo una delle prime regioni per turismo in Italia, ma le stesse cose si possono dire anche per altre regioni. Io adesso mi scuso con quelli che vengono da altre regioni, il mio intervento è più centrato sul Veneto perché chiaramente è anche la realtà che conosco meglio, ma può essere fatto lo stesso tipo di ragionamento anche in regioni diverse. E poi un'altra, se quelle che vi ho mostrato prima sono l'eredità, i beni tangibili, quello che abbiamo di tangibile, però abbiamo, come vi ho detto, anche tanto di intangibile. Ad esempio pensiamo a importanti autori della nostra letteratura. Pascoli, che parla nel suo poema I Filugelli del Bacco da Seta, Luigi Meneghello, Libera Nossa Malo, che è un libro molto famoso in cui vengono riportate delle pagine memorabili sulla vita delle donne, soprattutto nelle filande, e anche tante rappresentazioni popolari che si vedono appunto nei quadri, nei dipinti. Ma poi c'è diciamo quello che viene anche tramandato proprio a livello di sapienza popolare, come i proverbi. Qui un grande insegnamento ce l'ha dato il nostro amico Massimiliano De Marchi di Malo, che mi ha raccontato tantissime cose. Alcune delle cose le ho riportate qui. È stato lui che mi ha spiegato ad esempio che dormire della grossa, che nell'uso significa dormire profondamente, viene proprio dal fatto che i bacchi da seta dormono l'ultima muta in maniera più lunga, quindi la grossa in realtà è l'ultima muta. Mangiare la foglia, anche questo è un modo, un proverbio che deriva dal gergo della gelsibachicoltura. Altre diciamo proverbi popolari sono proprio più usati, più legati diciamo ai cicli stagionali, ad esempio il momento in cui mettere a nascere il seme bachi. Alcune immagini, vi ho riportato ad esempio alcune immagini, un'immagine che religiosa, anche le credenze religiose sono molto legate al mondo della gelsibachicoltura, perché sapete che la produzione dei bacchi da seta non andava sempre bene e quindi la religiosità popolare si è sbizzarrita nel legare diciamo santi diciamo, e celebrazioni religiose a questo e rituali anche al mondo della produzione agricola. Qui viene ad esempio rappresentata la Beata Maria Vergine, protettrice delle gallette, del raccolto quindi di bozzoli. Però una volta che abbiamo definito che la sericoltura è quindi questo insieme di eredità tangibili e intangibili che fanno parte del nostro patrimonio culturale rurale, c'è la necessità di tenerlo attuale e farlo conoscere. E qui c'è il ruolo insostituibile, direi io, dei musei della seta. Quindi il ruolo dei musei, per come lo vedo io, è quello di promuovere il ruolo di eredità intangibile dell'attività di allevamento del paesaggio rurale della gelsibachicoltura, quello di ospitare all'interno delle proprie strutture
eventi legati alla seta e all'allevamento, di sensibilizzare anche soprattutto le nuove generazioni sul fatto che la seta sia una fibra naturale, quindi che abbia un valore diverso da altre fibre tessili, magari sintetiche o artificiali, anche la valenza del gel su del baco per il rispetto dell'ambiente e la promozione del territorio, e anche forse dare quella sensibilità alle nuove generazioni, soprattutto per far capire che alcuni prodotti che si trovano in commercio sono diversi da altri, dietro ad alcuni c'è un lavoro e una sapienza, altri sono fatti in maniera industriale in serie. Naturalmente anche questo deve essere insegnato, non è così naturale che un giovane lo capisca. E direi che i nostri musei hanno innanzitutto una connotazione molto forte, e già lo stesso contenitore del museo dice qualcosa di molto importante solo a vederlo. Io qui non ho messo tutti i musei, mi scuso già in anticipo per quelli che ho saltato, ancora una volta ho messo quello che conosco meglio. Se qualcosa è stato saltato diciamo in buona fede. Quindi cominciamo dalla Regia Stazione Bacologica di Padova, che ospita adesso il Museo Esapolis. È esattamente nella stessa sede dove è nata la Regia Stazione Bacologica, lì si trova il Museo Esapolis. Quindi quando io sento che si vuole trasferire da lì il museo e l'attività del nostro centro di Joyce Bachicoltura, mi corre un brivido lungo la schiena, proprio per questo, perché vuol dire che non si è capito esattamente niente di quello che vuol dire rendere vitale questa attività. A Salzano abbiamo che il museo è ospitato nella filanda Romanine Yakur, che è una bellissima filanda in parte appunto restaurata. A Malo abbiamo il museo dell'arte serica e laterizia, che è ospitato in questo palazzo Corelli, che è una dimora padronale adiacente alla filanda. Il Palladio Museum a Vicenza è nel Palazzo Barbarano, che è realizzato da Palladio. Voi sapete che Palladio era l'architetto dei nobili commercianti della seta, come ci hanno insegnato altri docenti universitari. Poi abbiamo appunto il Museo del Bacco da Seta di Vittorio Veneto, che è ospitato nella filanda di San Giacomo di Veglia, e quello dell'industria bacologica, che è nel stabilimento bacologico di Ceneda, giusto? E un'altra cosa che mi è venuto in mente quando io mi accingevo a fare questa presentazione è che è vero, questi musei trattano della seta, però è come mettere insieme un puzzle in cui ognuno di questi in fondo tratta un aspetto un po' diverso dall'altro e in maniera un po' diversa dall'altro. Quindi io direi non è che un museo sia la ripetizione esatta di quello che fa l'altro, o che una volta visto uno si siano veduti tutti gli altri, ma ognuno affronta in maniera abbastanza originale quello che è stata la storia della seta. Ad esempio, naturalmente il Museo Esapolis a Padova è più legato alla parte di ricerca e innovazione della Gelsi Bachicoltura. A Salzano abbiamo questa imponente manufatto, la filanda, ma anche io lì dentro ho respirato moltissime volte l'idea della condizione femminile della donna legata al lavoro nella filanda, che viene anche spiegata molto bene in questo museo. Nel Museo Palladio di Vicenza naturalmente sì, si parla anche di seta, ma la seta come leva economica per lo sviluppo soprattutto culturale e architettonico della città di Vicenza. A Malo, forse per l'impronta di chi l'ha creato, è molto viva la tradizione popolare. Vittorio Veneto poi ha una sua individualità per quanto riguarda sia il Museo del Seme Bachi, che diciamo è un unicum perché parla esattamente della storia di questa dotta industria come veniva definita, e a Vittorio c'è anche l'altro museo che diciamo racconta tutto il processo tecnologico della produzione della seta in tutti e tre aspetti, quello agricolo, quello dell'industria e quello dell'industria diciamo bacologica, e anche dell'industria della seta.
E poi abbiamo le nuove cose che stanno sorgendo sul territorio e guarda caso sorgono proprio laddove erano, cioè a Nove, che è in provincia di Vicenza, c'è questa industria che ha ripreso a fare la seta per la produzione di oggetti artigianali d'oro e seta, e sul territorio delle 3 province Padova, Treviso e Belluno insiste anche la rete del bachicoltori, quindi bachicoltura assetica, di cui riporto qui il logo, e che sono una realtà importante per il nostro territorio, di cui dovremmo andare fieri, perché sono la prima aggregazione spontanea di bachicoltori che hanno deciso coscientemente e con grande volontà di riportare la bachicoltura come attività agricola nelle nostre campagne. A questo punto l'altra cosa che si può domandare è se sono possibili delle interazioni fra i musei e il mondo produttivo. E io rispondo assolutamente sì. Alcune idee, alcuni musei le hanno già messe in pratica da tempo e senza anche che diciamo interventi dal di fuori, ma per la volontà e la determinazione di chi si occupa di questi musei. Ad esempio le feste. Le feste nei musei sono molto importanti perché avvicinano appunto con grande attrattiva il grande pubblico alle attività. Ce n'è una storica che è la festa della filatura di Salzano, che conosco molto bene, che è una bellissima festa, molto ben organizzata, e c'è una festa nuova che è nata quest'anno, Amore e Seta, che comprende oltre alla parte sulla bachicoltura anche una parte sul gelso, e che è iniziata nel giugno di quest'anno per volontà del direttore del Museo di Esapolis e che vorremmo far crescere nei prossimi anni. Le feste sono importanti, è importante anche la loro periodicità. Perché? Perché intanto sono legate ai ritmi dell'allevamento e del gelso, ma poi anche invogliano diciamo, il pubblico ad andare a vedere cosa c'è di nuovo nel museo, c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso, c'è qualche innovazione da vedere, quindi il fatto che ci siano delle feste periodiche è molto importante per diffondere anche l'informazione. E poi ci sono gli eventi in generale, anche qui ne metto 2, non voglio essere esaustiva rispetto a tutto quello che viene fatto dai musei, ancora parlo di quello che conosco meglio. Naturalmente è stato molto importante il convegno che c'è stato al Museo Palladio, che radunava tutti gli stakeholders veneti della seta. Ma altrettanto importante è la Notte del Ricercatore, che ogni anno viene organizzata presso il Museo Esapolis e che avvicina il mondo della ricerca al grande pubblico. Come è stato molto importante la disponibilità di Esapolis di ospitare un gruppo operativo polacco che è venuto in visita per vedere la nostra realtà operativa. Quindi gli eventi a tema sono importanti per mantenere l'interesse del pubblico, ma anche per avvicinare appunto gli stakeholder, quindi il mondo produttivo, a quello che viene fatto nei musei. Poi c'è la grande e importante diciamo, parte della didattica. Qui ho messo molte fotografie che riguardano Massimiliano De Marchi, che si è speso tantissimo nel Museo di Malo per avvicinare i giovani e per far didattica, e ho messo anche un'immagine di Esapolis perché tutte e due queste realtà fanno didattica come dovrebbe essere fatta, cioè in maniera interattiva. E questo soprattutto perché, come ho riportato sotto, ed è una frase appunto nota a tutti, i ragazzi se ascoltano spesso dimenticano, se vedono forse ricordano, ma sicuramente se fanno capiscono ciò che fanno, e naturalmente questo contribuisce a creare degli interessi nei ragazzi delle scuole, anche agrarie, che saranno magari futuri allevatori, per orientare il consumo verso prodotti locali ad alto valore aggiunto, per difendere le nostre bellezze architettoniche, perché le nuove generazioni ne devono diventare i guardiani, e per suscitare anche nuove idee, nuove attività turistiche e culturali.
Alcuni musei poi, e qui ancora parlo di ciò che conosco, Esapolis e Salzano, si sono spesi per attirare dei fondi sul territorio attraverso dei progetti che sono stati via via finanziati dalla Comunità Europea o dalle fondi regionali. E questo è molto importante ed è una grande potenzialità ed una grande opportunità che i musei offrono a tutta la filiera, perché i musei hanno una valenza trasversale che viene molto apprezzata dai decisori a livello politico. Vengono inclusi nei progetti aspetti ambientali, culturali, etici, sociali, economici, di rispetto di genere, condivisione fra i popoli. Di solito sono progetti che contribuiscono all'innovazione ma anche all'educazione e che d'altra parte affondano le radici nella tradizione. Un progetto che ci sta molto a cuore è l'itinerario della Via della Seta, che è stato meritoriamente iniziato dal Consiglio appunto d'Europa e dal Comune di Venezia, di cui avete già sentito un'ampia descrizione, quindi non sto a dilungarmi. I musei possono essere anche delle contenitori espositivi e proprio voglio dire forse in maniera molto commerciale come può essere proprio una fiera, ecco. Ad esempio questa manifestazione che abbiamo fatto ancora nel 2015, credo, alla Filanda Motta di Mogliano Veneto, con la sfilata di seta, gioielli e oro, ha avuto un'eco amplissima. E questo è un modo appunto per fare pubblicità alla filiera della seta, per promuovere i prodotti della filiera, per spiegare i processi produttivi, per legare i prodotti ai territori e alla tradizione, per raggiungere capillarmente i produttori del settore, per far incontrare domanda e offerta, per lanci pubblicitari di prodotti nuovi, anche per vendite tipo aste, perché no, per esposizioni temporanee, sfilate, test gastronomici. Ieri ero a Fico, a Bologna, una cosa così riproposta per la seta potrebbe avere un suo perché. I musei possono diventare anche punto informativo delle attività del territorio. Qui vediamo rappresentate l'operazione di sgallettatura, cioè di rimozione dei bozzoli dalle raggiere, che viene fatta presso l'azienda agricola del presidente di Bachicoltura Setica, il signor Lino Bernardo, che è presente in sala. E diciamo che i musei potrebbero aprirsi agli agricoltori per le giornate dimostrative, ma anche dare semplicemente indicazione e pubblicità che ci sono queste giornate dimostrative presso gli agricoltori, o anche fare delle giornate miste di visita al museo e presso gli agricoltori, o addirittura organizzare degli stage per chi vuole lavorare presso gli agricoltori durante una stagione allevatoria. Non è così infrequente dall'estero che ci siano queste richieste di turismo culturale alternativo con anche lavori agricoli. Questo è un modo di mettere in rete i musei fra loro, ma anche i musei con gli agricoltori. Quindi, come è stato già illustrato dalla dottoressa Pavan-Wolf, qual è la nostra idea di filiera della seta? Un network di musei, aziende agricole e artigianali che lavorano sul bacco da seta e che nel territorio veneto lavorano per il territorio veneto, facendo tesoro di quello che è già stato fatto quando si è riusciti a formare gruppo, nel caso del progetto Seta Etica, nel caso della fondazione del gruppo operativo Sera Innovation o nel caso della fondazione della rete di bachicoltori Rete Setica. Vi ringrazio per l'attenzione con un esempio di quello che si è fatto, innovazione partendo dalla tradizione. Grazie alla dottoressa Silvia Cappellozza per il suo intervento. Veniamo ora all'ultimo blocco di questa mattinata. Lasciamo la parola al dottor Ettore Marson, direttore del Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson di Vittorio Veneto. Ci parlerà della filiera serica in Europa. Conosciamo il passato per interpretare il presente. Innanzitutto ringrazio l'amministrazione e il sindaco per questa grande opportunità che ci ha dato, veramente grazie di cuore.
E adesso ringrazio tutti i presenti e spero di poter dire due parole anche, diciamo così, utili oltre che in tema. Utili perché? Perché vorrei innanzitutto, dal momento che si parla sempre di questa via della seta, eccetera, fare anche un po' di collegamento tra la via della seta e la filiera serica europea. Quindi abbiamo, se ci si fissa un attimo sulla terminologia, abbiamo via della seta, la parola seta quindi, e poi abbiamo anche l'aggettivo europea e la filiera serica, no? Ecco. Allora, innanzitutto qua sulla diapositiva che vedete abbiamo 5 termini: seme bachi, bachicoltura, seta greggia, seta lavorata, prodotti in seta finiti. Io vi chiedo scusa se vi rubo qualche minuto per cercare di focalizzare i termini, perché altrimenti non riusciamo a dialogare e soprattutto quello che vi devo trasmettere non potrà essere comunicato. Per semebachi sappiamo tutti che cosa sono le uova del baco da seta, poi vi dirò che tipo di uova erano. Innanzitutto diciamo che queste uova sono cellule eucariote, quindi uguali alle nostre. Noi siamo animali superiori, ma anche se fossimo degli insetti avremo le stesse cellule eucariote, quindi il funzionamento delle cellule eucariote è identico per noi come per gli insetti. Bachicoltura sapete tutti che cos'è, quindi non mi dilungo. Seta greggia, ecco, qui invece purtroppo c'è un grandissimo equivoco e quindi qui dovete darmi un attimo la vostra attenzione. Perché greggia? Perché il termine greggia uno pensa al grezzo, la statua non finita, il marmo ancora da essere trasportato a scultura finita. Invece no. Per seta greggia, il termine greggio assolutamente non ha questo significato. E qui dovete veramente porre la massima attenzione, perché altrimenti quello che io vi vengo a dire non riuscite ovviamente a comprenderlo. Ecco. La seta greggia cos'è in pratica? Adesso ve lo dico in due parole, dopo durante quello che vi dirò dopo riuscirete senz'altro a capirlo un po' meglio. La seta greggia è quella che si ricava dai bozzoli, filati ovviamente dal bacco da seta, nella trattura, nelle filande, con le bacinelle, che era durante l'Ottocento era con fuoco diretto a legna, poi era con riscaldamento a vapore, e che comunque diciamo ogni filo che esce dalle filande è composto da più bave seriche, cioè una singola bava costituisce un bozzolo. Quindi più bave, quindi più bozzoli abbinati l'uno con l'altro costituiscono il filo della seta. Questo filo di seta, che quindi avrà una sua, in base a quante bave sono state raccolte, avrà un suo spessore, ecco, intanto la singola bava ha diciamo uno spessore molto ma molto più piccolo del nostro capello più sottile, ecco, innanzitutto tanto per capirci, e diciamo la grossezza di questo filo, che come si diceva dipende dall'abbinamento di quanti capofili, quanti bozzoli vengono, diciamo, la cui bava viene abbinata per fare il singolo filo, e costituisce poi alla fine la matassa di seta. Questo filo ha una sua pesantezza che viene espressa in denari. La Convenzione di Parigi del 1909, diciamo universalmente accettata, ha definito per legge che se si esprime in grammi, diciamo il peso in grammi di un filo di seta di 900 metri è il denaro. Se si divide tutto per 20, ci sono anche qua gli alunni, gli studenti del liceo che sono più bravi senz'altro a capire, dividendo tutto per 20, 900 diviso 20 fa 450, un grammo diviso 20 fa 50 milligrammi, quindi 50 milligrammi è un denaro, quindi questa lunghezza di 450 metri, il peso di questa lunghezza in denari si sa quante da lì, e poi si mette subito dopo il peso, la barra, si mette anche proprio il numero delle bave utilizzate e si ha questa seta non è assolutamente grezza, è una seta che dopo vi preciserò meglio, è addirittura pregiata, è quello più importante
che oggi forse voi porterete a casa come di quello che vi dirò, forse. Perché è importante? Perché dopo vedremo anche meglio finiamo prima qua. Perché questa seta, dopo lo capirete tra breve, era quella che al di là di dar luogo ovviamente alle lavorazioni finite, alle sete lavorate e quindi poi ai prodotti in seta finiti, la sola seta greggia era stata utilizzata non da secoli ma da millenni negli scambi internazionali, negli scambi tra i popoli. Quindi non c'è stato solo il discorso oro quello che funzionava, ma funzionava moltissimo anche proprio lo scambio in seta. Ma in quale seta? Ecco, qui la vostra attenzione, vi prego. In quale seta? Non nella seta di damasco, nel broccato, nel velluto. Certo, se c'era l'amatore che voleva quell'arazzo, quel broccato, lo pagava e se lo portava a casa, ma la seta gregia era usata negli scambi tra le nazioni. Questa è una cosa importantissima. La stessa Repubblica Veneta spessissimo preferiva essere pagata nei suoi tributi in seta piuttosto che in oro. Ma in quale seta? In seta greggia. Quindi questa seta greggia non è assolutamente grezza, ma è seta pregiata. E adesso vi anticipo anche il discorso del pregiato, poi comunque lo vedremo molto meglio. Perché pregiato? Perché questa seta non era una seta, diciamo, che poteva essere ricavata da un qualsiasi lepidottero. Cosa sono i lepidotteri? Sono le farfalle. Quindi tranquilli tutti, le farfalle sono lepidotteri. Diciamo che verrò dopo a spiegarvi meglio, è una seta del tutto particolare, non perché sia diversa dalle altre sete. Come composizione ci sono tantissimi altri animali, oltre ai lepidotteri, che fanno seta. Ci sta il bisso marino, che è un mitile, quella che si trova nei fondali sabbiosi, che sta in piedi così, no? Anche lui sta ancorato sul fondale con dei filamenti, che ad esempio nell'isola dell'Asinare in Sardegna mi pare ci sia ancora un museo, il museo comunque di Basilea in Svizzera ci sono tutte le illustrazioni che fanno vedere come addirittura questi filamenti, benché estremamente corti, venivano utilizzati proprio per produrre tessuti estremamente pregiati. Quel filamento là non è altro che di seta, l'unica differenza, quindi con la stessa composizione chimica, la stessa struttura beta-foglietto, tutto quello è identica, solo l'unica cosa che sono fibre molto corte e quindi estremamente difficili da lavorare, mentre la fibra che dopo voi vedremo, quella dei nostri bozzoli, si sa che sono lunghissime, anche chilometri. Detto questo, vediamo un attimo, dopo ritornerò sul tema seta grigia, seta lavorata tramite la torcitura. Questi fili quindi di seta andavano a loro volta ad essere poi abbinati l'uno con l'altro e con procedimenti importanti di torsione, prima a destra, poi a sinistra, eccetera, eccetera. Si otteneva praticamente l'organzino, la parola organzino appunto deriva da una città del Turkestan, eccetera, e quindi poi c'era lo scrudamento, che significava in pratica togliere la sericina, e si andava poi alle operazioni sussidiarie, con le tinture tutte, si andava poi quindi questi prodotti ai prodotti in seta finiti, che erano poi le tessiture che li facevano. A questo punto vi blocco ancora perché devo dire un'altra cosa molto molto importante. La cosa importante è questa. Di tutta questa cascata che va dal semebacchi fino ai prodotti in seta finiti, non è che tutto fosse un flusso costante, no? Era costante solo per un quarto, perché i 3/4 del flusso si fermava a seta grigia, quello che vi ho detto prima che era particolarmente importante. Perché si fermava là? Perché andava all'estero, quindi solo un quarto della produzione di seta grigia nazionale veniva poi lavorata in prodotti in seta finiti, nonostante che l'Italia fosse il paese molto importante per le sue tessiture e tutto, andava esportata in tutto il mondo. Poi vedremo un po' meglio Stati Uniti, ma addirittura anche nell'estremo oriente, quindi praticamente adesso vi spiegherò meglio come si inserisce in Europa la filiera serica di cui adesso vi parlerò. Il flusso della seta lungo la via della seta famosa si inverte e quindi non saranno più le sete orientali che arriveranno in Italia, in Europa, ma saranno le sete europee, in particolare quelle italiane, che andranno in Estremo Oriente. Detto questo, passiamo alla diapositiva immediatamente successiva. Eccola qua. Questa è praticamente la mappa che rappresenta tutti poi gli step della filiera serica.
prima di introdurre la nascita della filiera serica e tutto, è bene vederli un attimo, quindi è logico che tutto nasce dalle uova, di queste uova, gli stabilimenti bacologici erano appunto i luoghi dove si producevano queste uova. Poi e avevano, diciamo, non facevano l'allevamento di bacco da seta, ben inteso, erano collegati con degli agricoltori proveti, i quali allevavano appunto i bachi per la riproduzione, quindi conferivano agli stabilimenti bacologici i bozzoli, con dentro la crisalide ovviamente viva, perché doveva poi trasformarsi in farfalle e deporre le uova. Il secondo gruppo era la bachicoltura per filande, e quindi una bachicoltura i cui bozzoli dovevano immediatamente essere essiccati per portarli poi agli essiccati, dopo gli essiccati andavano ad alimentare le filande. Le filande tramite la trattura ottenevano la cosiddetta seta grigia, e poi come si andava si diceva tutto. Ecco, vedete appunto in quest'altra diapositiva quella riga rossa che ho fatto subito a valle del gruppo delle filande. Ecco, questo significa che appunto tutta la porzione a monte aveva una valenza non solo commerciale. Questo è un po' l'attenzione che dovreste un attimo prestarmi. Non aveva solo una valenza commerciale, aveva una valenza anche finanziaria enorme, perché appunto dal momento che la seta grigia era, diciamo, costituiva, volenti o nolenti, base monetaria, e voi potete pensare che cosa ha significato per il nostro paese fin tanto che questo discorso, che ha ereditato dal passato, è andato avanti. Significato cosa? Significato che provate a pensare, no? Cosa significava? C'era durante tutto il Novecento, Ottocento, il XIX secolo, tutto il 1800, c'era la convertibilità effettiva in oro di tutta la carta moneta che circolava. La banca centrale aveva l'obbligo, no, di tramutarvi in oro le banconote che voi volevate tramutare in oro. Oggi ovviamente non c'è più nessuna banca in tutto il mondo che può fare un'operazione del genere, ormai da tanti decenni. Però fino anche dopo la Prima Guerra Mondiale c'era invece quest'altro aspetto. E quest'altro aspetto che oggi, come oggi a volte diciamo, viene su, viene diciamo un attimo così a galla, no? È stato importantissimo, no? Infatti è sempre stato molto sottaciuto, no? E quindi non se n'è mai parlato, però di fatto è stato quello che o bene o male ha comportato una serie poi anche di problemi di cui poi adesso vi vedremo, perché questa eccessiva importanza in campo finanziario ha in pratica, diciamo, in realtà poi penalizzato un po' tutto il settore. Veniamo un po' avanti, vediamo qua. Eccolo qua. Alla base dell'eccellenza il semebacchi. Vi ho detto prima che a seguito della nascita in Europa di questa filiera serica il flusso delle sete si è invertito, cioè non più dall'Oriente verso l'Europa, ma addirittura dall'Europa verso l'Oriente. E vi leggo in frettissima una piccola frase riportata appunto dagli atti di un congresso tenuto a Padova nel 1922 di un certo Luigi Arimattei, le quali appunto dice: le gregge da telaio di marca o d'extra godono fama insuperata in ogni paese consumatore ed è vanto dell'industria italiana di avere dato sempre l'esempio precursore ai perfezionamenti tecnici nella filatura. Le gregge da telaio friulane, piemontesi, messinesi e lombarde sono quanto di più perfetto si conosca e le oggi vantate Shin Filature e le giapponesi gialle di recente creazione non sono che una più o meno riuscita imitazione del metodo italiano, nel quale si riscontrano tutte le migliori prerogative volute, quali la tenacità, l'elasticità, la nettezza del filo, la sua compattezza, coesione delle bave e la regolarità del titolo. Qualità che non sempre si possono ottenere in altri paesi, attenzione qui, non tanto per deficienza di metodo industriale che ognuno può imparare, quanto per il merito intrinseco del filo serico, per le specifiche qualità del bozzolo, quindi per il tipo di semebacchi impiegato. E quindi qui adesso arriviamo a noi. Qui vedete la residenza estiva dei sovrani thailandesi a Bang Pan Inn, a 70 km da Bangkok. Se andate lì, la guida
vi dice esplicitamente che il palazzo è arredato con tende di seta di Como, le quali regolarmente vengono mandate in Italia per il lavaggio, quindi non hanno nulla da vergognarsi a riconoscere questa riconosciutissima in tutto il mondo supremazia, primato delle sete italiane. Ecco. Come mai è nato questo primato? Abbiamo appena letto nella diapositiva precedente che non è dovuto solo e tanto al procedimento industriale quanto al seme Bachi, e quindi adesso arriviamo a parlare proprio di seme Bachi. E parliamo anche perché giustamente qua siamo a Vittorio Veneto, che è stato un centro veramente, almeno nel XX secolo, è diventato poi il centro più importante a livello nazionale nella produzione di seme Bachi. Quindi scusatemi, ma queste cose mi sento in dovere anche di dirle in maniera abbastanza chiara. Ecco. Allora, come mai? Andiamo avanti. Qui vediamo quella cartolina, adesso non so se sia, ecco questa qua, è una cartolina, diciamo così, di una collezione dello stabilimento bacologico Tranquilli di Ascoli Piceno, tratta da un libro, eccetera, che adesso non vi faccio il nome, tutto, in cui si vede l'imperatore Giustiniano che riceve le uova del baco da seta. La tradizione dice così, in realtà le cose sono andate un peletto diversamente. Io sono stato anche di recente presso la vecchia stazione bacologica sperimentale, ma comunque tutt'oggi ancora diciamo esistente, che è trasformata in museo a Tbilisi, dove mi sono confrontato anche con la loro versione e tutto, e comunque combaciano in pieno le cose. E diciamo in che senso? Nel senso che praticamente, allora, diciamo questo, la via della seta, già al tempo dei Romani, era una via, diciamo, carovaniera, millenaria, quindi non è che tutto nasca al tempo dei Romani, da come incomincia la nostra storia, che magari a volte ci fanno pensare che nasca da là. Era millenaria già al tempo dei Romani. Basti pensare che Plinio il Vecchio, quello che muore con il Vesuvio, no, con l'eruzione del Vesuvio, dice, quindi siamo nei primi decenni d.C., non secoli, primi decenni, no? Dice che i Romani spendevano ogni anno ben 100 milioni di sesterzi in sete. E in sete quali? Non seta gregia, logicamente, in seta finita. E questa ovviamente necessariamente arrivava lungo le vie carovaniere dall'estremo oriente, no? Ecco. E cosa succede? Che certamente, come voi, probabilmente qualcuno di voi sa, che ci sono stati poi presi a livello dell'amministrazione imperiale romana diversi provvedimenti proprio per cercare di contenere queste spese, questo dispendio eccessivo che avevano in questo tipo di prodotto, e furono presi provvedimenti anche abbastanza severi. Ciò non di meno i romani continuavano a importare sete alla grande e si tentò anche quindi di importare, anziché le sete finite che dissanguavano l'erario, importare seta gregia e cercare di mettere su delle tessiture e di fare almeno le ultime fasi della filiera serica, quella che abbiamo visto prima, qua da noi. Però questo tanto non è stato possibile. Perché non è stato possibile? Cioè sì, ci sono dei resti anche archeologici evidenti e questo e quest'altro, ci sono testimonianze che la cosa è stata praticata, però non ha risolto il problema. La riga rossa che voi vedete sulla diapositiva, dove ci sono a cascata tutti gli step della filiera serica, dalla riga rossa in giù c'è praticamente quello che avviene con la lavorazione della seta gregia. Ebbene, allora si era tentato quindi nei primi secoli dell'impero di fare queste tessiture, però sì, con questo non si risolveva il problema delle importazioni. Chi è che l'ha risolto questo problema? L'ha risolto l'imperatore Giustiniano, anzi un secolo prima di lui l'ha risolto il re Giorgiano, il nome Gubazze mi pare che si chiami, Wolfgang Gorgasoli, che praticamente un secolo prima di Giustiniano riesce praticamente ad avere queste razze speciali. Perché sono speciali queste? Era il secolo dopo, alleato del re dell'impero romano nella lotta contro i persiani sassanidi, e anche l'impero romano riesce ad entrare, però la leggenda diciamo è molto fuorviante. Perché? Perché
Non sono state le uova solo, almeno quelle che hanno risolto il problema, ma è stata l'acquisizione di tutte le conoscenze per la gestione di queste uova. Allora, qui bisogna che purtroppo mi diate ancora un attimo di attenzione. Queste uova non sono uova che una volta che si hanno in casa si possono incubare e far nascere, no, bisogna saperle conservare. Allora, al tempo dei Romani, qui apro una parentesi perché anche voi capiate, non c'era solo la seta, quella di 100 milioni di sesterzi che veniva consumata. Quella veniva consumata a Roma, ma in altre località meno, diciamo così, evolute dell'impero e comunque prima dell'impero, eccetera, andando indietro nei secoli, venivano utilizzate sete di altri lepidotteri, cioè di altre farfalle. E questo in tutti i continenti del mondo, e qui da noi nel bacino del Mediterraneo erano utilizzatissime le sete del Pachypasa otus. Questo Pachypasa otus è una, diciamo, della famiglia di Lasiocampidi, ha la peculiarità di fare una seta completamente trasparente. Tant'è che praticamente per, diciamo, far capire la trasparenza di questa seta, ne hanno parlato tutti gli autori, eccetera, vi cito una frase solo di Marziale, il quale dice: Feminium lucet sic per bombicina corpus, calculus initida sic numeratur aqua. Quindi Feminium corpus sic lucet per bombicina, il corpo di una donna talmente bene si traspare lucido attraverso la seta bombicina, calculus sono i sassolini, calculus initida sic numeratur aqua, come altrettanto bene i sassolini si possono contare nell'acqua limpida, quindi era completamente trasparente. Era il tessuto con cui si vestivano le sacerdotesse, le vestali nei templi, eccetera. Poi ovviamente con l'avvento del cristianesimo 380 d.C. editto in Tessalonica, queste pratiche, diciamo, di abbigliamento sono state un po' abbandonate e diciamo che si è diffusa la seta serica dappertutto, no? Ecco. Ma quello che volevo però focalizzare l'attenzione è che questi 100 milioni di sesterzi arrivavano per la quantità, non certo per la qualità del prodotto, e quindi erano immense, diciamo, i quantitativi di seta che transitavano lungo la via europea della seta, la via della seta, quella che univa praticamente l'estremo oriente col bacino del Mediterraneo, poi ovviamente la nostra penisola in particolare in quel momento. E quindi praticamente il problema viene risolto dall'imperatore Giustiniano. Come? Non perché importa queste uova, ma perché importa le conoscenze per la gestione. Quindi non avevano un comportamento completamente diverso da quelli delle razze, diciamo, selvatiche, ma anche da quello delle stesse razze di Bombyx mori normali, perché il Bombyx mori non è che poi sì, è vero che non era utilizzato e conosciuto qui nel bacino del Mediterraneo, ma ad esempio in Medio Oriente, Estremo Oriente sì, ma quello delle razze polivoltine, non costituiva quello la risoluzione del problema, cioè quello non dava quel filo talmente lungo da poter filare così facilmente tutti questi tessuti e dopo per permettere poi le tessiture di svilupparsi a un livello tale da poter produrre questi quantitativi stratosferici che arrivavano lungo la via della seta. Quindi saranno solo le razze monovoltine. Cosa significa monovoltine? Significa razze che fanno praticamente una sola generazione all'anno, cioè significa che le uova, detto in parole povere, deposte dalle farfalle, supponiamo in giugno, il mese così canonico, possono nascere non nell'anno stesso, quindi se si portano in incubazione non è che nascano in luglio o in agosto quando si vuole, no, nascono necessariamente l'anno dopo, ma per poterle fare nascere l'anno dopo bisognava conoscere una serie di attenzioni estremamente importanti. Perché? Perché una volta arrivati anche, ammesso in un concesso, adesso vi spiego, l'anno dopo, tra come il baco filato il bozzolo si trasformava all'interno del bozzolo in crisalide, ebbene da quel momento a quando lui forava il bozzolo come farfalla, trasformatosi già in farfalla, e usciva, e la farfalla immediatamente il giorno dopo, entro poche ore, deponeva le loro uova, in questo tempo utile era di 11 giorni.
Quindi non erano 11 mesi, 11 giorni. Quindi nell'arco di un anno, 365 giorni, il tempo utile per le operazioni, ad esempio, in particolare stiamo parlando qua degli stabilimenti bacologici per produrre semebacchi, erano 11 giorni. Queste sono cose che non possono essere così, no? Voi capite che c'erano, e poi questi 11 giorni ci sarebbero stati solo e unicamente se fosse stato conservato come Dio comanda questo semebacchi. Perché? Perché se non si fosse stato conservato come Dio comanda, magari tutti nascevano lo stesso, però non tutti allineati, cioè non tutti contemporaneamente, e quindi su una partita di uova che potevano essere, non so, 1 milione di individui, tanto per dire un numero, se uno nasce oggi, l'altro nasce tra 2 settimane, l'altro tra 3 settimane, questi 11 giorni, quelli della prima nascita, non vengono a coincidere con quelli della seconda, della terza nascita che nasce dopo, e quindi si sfalcia tutto, quindi non si fa niente. Quindi quella partita di semebacchi andava buttata via e non serviva a niente, a meno che zero. Quindi queste conoscenze che arrivano, sono queste quelle che hanno, diciamo, risolto il problema dell'importazione, non certo tanto le uova arrivate con la canna di bambù come racconta la leggenda. A parte il fatto che la canna di bambù non avrebbe lasciato passare l'ossigeno indispensabile per la vita degli embrioni, quindi in ogni caso erano... E quindi, detto in parole molto semplici, quello che bisognava sapere per poter conservare queste uova e consentire loro di schiudere l'anno dopo era praticamente il fatto che dovevano passare un periodo vicino allo zero per almeno diversi mesi, comunque veniva usato circa un periodo di tempo mai inferiore ai 100 giorni, poteva essere 100, 110, 120 giorni, e prossimo allo zero, al massimo 2 gradi sopra. E poi, detto questo, quando si uscivano dall'ibernazione, questo periodo si chiamava ibernazione, il resto del periodo praticamente doveva essere rigorosamente sempre a temperature diciamo che andavano con un andamento normale, non con sbalzi quelli dovuti alle variazioni climatiche, no? Perché cosa succedeva se ci fossero state variazioni climatiche? Succedeva che si disallineavano i componenti della partita, per cui si sarebbe ritornati che alcuni nascevano prima, altri dopo, e quindi quegli 11 giorni utili che era indispensabile avere non ci sarebbero più stati. Quindi tutte queste cose che adesso non si contano più, perché tanto è una cosa ormai consolidata, abituale, come quando voi andate da un panificio, vi dà il pane senza pensare a tutti i processi dei lieviti che ha fatto, come una cosa, invece a quel tempo erano fondamentali, e se uno non li sapeva, il semebacchi non poteva tenerlo, non poteva utilizzarlo, non poteva far niente. E quindi Giustiniano è stato un grandissimo imperatore, perché ci ha consentito appunto di acquisire questi segreti, a impiantare in Europa una filiera serica tale non solo da svilupparsi, ma addirittura da svilupparsi al punto tale da invertire il flusso della seta lungo la via della seta. Quindi non è stato tanto da poco. Del resto questo Giustiniano, lo ricordiamo, scusate una piccola parentesi, tanto visto che ci sono anche gli studenti del liceo, lo ricordiamo anche per il Corpus Iuris Civilis e tutto quello che ha fatto, che oggi come oggi tutti quelli che ci scrivono legge devono fare il diritto romano e la storia del diritto romano, ben 2 esami, no? E poi se noi qui siamo qua, io posso parlare, parlo in italiano, lo devo a Giustiniano, perché se non ci fosse stato Giustiniano sarei costretto a parlare in tedesco, no? Prima Belisario, poi Narsete, lui ha ripulito l'Italia dagli Ostrogoti, e se non ci fosse stato Giustiniano noi adesso qui parleremo tedesco. Quindi è un imperatore che ci ha lasciato veramente un'eredità immensa, immensa, immensa e immensa. Poi purtroppo i libri di storia a volte non lo dicono, perché devono dare la gloria, la palma della gloria a Napoleone, che ha cominciato a chiamare bizantini quei romani di Oriente. Indubbiamente i francesi pensavano solo che alla loro grandezza e non alla verità storica, no? Cosa che invece è sempre stata molto più apprezzata e molto più riconosciuta dagli imperatori del Sacro Romano Impero, degli Asburgo in particolare. Ecco, questo con tutta pace degli storici che si sono succeduti, che hanno riempito i libri di storia di emerite bugie grandissime, no? In merito. Ecco. Detto questo,
Ecco, vedete qua il grafico appunto di come si dovevano mantenere le temperature eccolo qua, in base, ecco, questo qua, pagina 445, ad esempio, sì, scusi, il professor Grandori, che è stato uno dei massimi ricercatori, professore universitario, ma anche e soprattutto ricercatore della Stazione Bacologica Sperimentale di Padova, direttore dell'Istituto di Trento, e allora fondato ancora dall'amministrazione asburgica per la produzione del seme Bachi, e appunto scrive per un'esperienza secolare. Quindi quando noi, anche nei libri, tutti quelli che raccontano la storia di sto bacco da seta che qua che là dicono che prima della nascita degli stabilimenti bacologici, quella del metodo Pasteur, che dopo parleremo, del XIX secolo, quando si dirà questo, e che dicono che prima di quello i singoli agricoltori provvedevano da sé a farsi il seme per l'anno dopo, non merita balla, ma proprio grande come una casa, cioè una roba che non sta in piedi, perché questo grafico qua, come riporta il Grandori, riporta in base ad un'esperienza secolare, quindi secolare vuol dire di tanti secoli, cioè il carattere del monovoltinismo è riconosciuto e ci sono tanti altri autori che affermano, cioè fanno capire, e lo dicono esplicitamente, che le razze di questa prima importazione di Giustiniano non era una razza sola, erano diverse razze, e tutte ovviamente monovoltine. Quindi il segreto non era tanto nelle uova nella canna di bambù, ma era di come si potevano tenere e utilizzare queste uova per l'anno dopo, per schiuderle. Quando addirittura poi vedremo nel secolo XIX, nel secolo XIX nasceranno gli stabilimenti bacologici per un problema che vi dirò, e dovete anche scendere in campo su incarico del governo francese lo stesso Pasteur, che si occuperà per tutta praticamente la sua vita poi di questo tema, per 6 anni consecutivi, ma poi continuerà ad occuparsi per tutta la sua vita. E venne anche scoperto anche il modo anche per superare questo monovoltinismo, per fare in modo che questi caratteri di queste razze, benché monovoltine, potessero essere utilizzate, si potessero dar luogo a secondi e terzi allevamenti anche nel corso dello stesso anno solare, con procedimenti che dopo, se ci sarà tempo, vi farò un piccolissimo, brevissimo accenno. Comunque volevo dirvi che le cose richiedevano determinate conoscenze, quindi la via della seta sì, ma innanzitutto, oltre che prodotti, sono state veicolate informazioni importantissime, ovviamente veicolate grazie alle persone che potevano essere in grado di, come si può dire, di utilizzarle, quindi l'amministrazione che, diciamo, supportava l'imperatore Giustiniano indubbiamente era senz'altro a livello di... Ecco, quindi l'industria bacologica poi nasce di fatto nel Novecento perché ci saranno degli eventi che però ve li dirò dopo, e praticamente, anziché essere praticata da questi centri, da questi specialisti che ovviamente operavano vicino o a grotte particolari, come era la grotta gestita dai Centa Feltre, di cui però Feltre si è persa la memoria, in cui praticamente arrivavano da mezza Italia, forse da di più, perché dentro c'era la temperatura costante per quasi tutto l'anno, 3 gradi centigradi, quindi molto vicina o anche già buona, come diceva il professor Pigorini, eccetera. E se no c'era la zona tradizionale di produzione di semebachi, era ovviamente Ascoli Piceno, perché era abbastanza meridionale, quindi lontana dai posti dove potevano arrivare le invasioni barbariche, e nel contempo vicina anche al Gran Sasso, al ghiacciaio che c'è sul Gran Sasso, che è il più a sud d'Europa, eccetera, quindi rifornimento di ghiaccio per appunto mantenere le temperature a 0 gradi a Feltre, in provincia di Belluno, Fonzaso, c'era anche lì. Cioè, chi sapeva faceva, è come un po' le vetrerie di Murano, no? Il segreto dell'arte non è che venisse così sbandierato, no? Consentiva a quelli che lo possedevano di produrre questo seme Bachi, punto. Ecco, nel Novecento praticamente nasce un problema di cui ve lo dirò però dopo. Prima volevo appunto dirvi che l'industria bacologica si sviluppa sempre di più, perché ovviamente la seta gregia incomincia ad essere quotata in borsa. Qui vedete il Sole 24 Ore del 5 gennaio 1903, ma non è solo quel numero, era tutti i giorni che usciva il Sole 24 Ore, è un quotidiano, non è un mensile o questo, e riportava
ogni giorno, no? La seta, la borsa sete New York, borsa sete Yokohama, cioè la seta grigia, no? Non la seta finita, ma la seta grigia costituiva base monetaria ed era quindi quotata ogni giorno in borsa. Quindi questo è un qualcosa che non si può non sapere, non conoscere, e però fin quando va avanti, come mai poi tutto crolla? Ecco, questo che ve lo devo dire. E adesso sono passati tanti anni, non se l'è mai detto esplicitamente, anche dirò di più, che tutti quelli che potevano dirlo si sono ben guardati dal dirlo, perché c'è sempre stata questa, diciamo così, anche paura politica, diciamo, di dire la verità di tante cose. Comunque io penso che oggi si possa dire tranquillamente, visto che vi ho detto già cosa era di fatto la seta grigia. Scusate, seta grigia è un termine improprio, anche se era quello che aveva, era la seta pregiata, no? Si potrebbe usare il termine, perché le razze monovoltine erano cosiddette razze pregiate. Quindi tutte le razze monovoltine erano razze pregiate. Solo la seta grigia era quotata in borsa, quindi se voi avevate della seta grigia proveniente da razze polivoltine, quella non poteva essere quotata in borsa, c'erano gli stabilimenti appositi per l'assaggio delle sete, per le prove e tutto, quindi loro erano sicuramente in grado di capire all'istante se praticamente la seta non era di razze annuali. E ovviamente le partite di seta, ad esempio supponiamo provenienti dall'Estremo Oriente, che arrivavano framiste a quelle alle balle di seta pregiata, quindi delle razze monovoltine, e quella magari, anche se si presentava più bella, più lucente, più tutto, non poteva essere, perché ovviamente quella non aveva quelle caratteristiche meccanico-fisiche con le quali si poteva, diciamo, accompagnare nei lavori di tessitura e sostituire, andare avanti con una balla con l'altra st'altra per completare i lavori, perché aveva caratteristiche fisiche e meccaniche diverse. E quindi la seta che veniva quotata in borsa era quella. E abbiamo detto che i 3/4 della produzione nazionale di seta grigia, dico i 3/4, non un quarto, era praticamente, si fermava a seta grigia, perché poi veniva esportata. Gli Stati Uniti erano grandissimi, diciamo, acquirenti. Basti pensare che durante la prima guerra mondiale le ali degli aerei, adesso parerà strano, però non è proprio così, addirittura venivano fatte in seta, molte ali furono fatte in seta, gli aerei militari durante la prima guerra mondiale, e i paracadute furono fatti in seta fino a tutta la seconda guerra mondiale. Nella zona, sono andato qui a Udine a prendere del vino da Pitaro, che è alla cantina davanti all'aeroporto delle Frecce Tricolori, e mi raccontava appunto, lui ha 85 anni, la solita storia delle ragazze che portavano le mutande di paracadute, perché con i bengala che dovevano illuminare, diciamo, la linea ferroviaria quando passava sopra l'Isonzo, venivano bombardati dagli inglesi durante la notte, e i paracadute cascavano giù sui campi e poi venivano raccolti, e con questa stoffa di paracaduti ovviamente in seta poi venivano fatte le mutande per le ragazze del tempo, ecco, tanto per dire, no? E solo la seta, comunque seta grigia, era quella che veniva quotata in borsa, e seta quindi proveniente da razze monovoltine. Adesso quindi vi dirò ecco, vedete qua adesso c'è la Banca d'Italia, tanto per dirvi l'importanza effettiva di quello che vi stavo dicendo. Questi sono quaderni dell'Ufficio di Ricerche Storiche della Banca d'Italia, quindi non di un privato, no? Quindi sono stati fatti anche da un funzionario della Banca d'Italia, una certa Renata Marzano, la quale appunto dice sì, ci sono stati presi dei provvedimenti che hanno riguardato solo quegli step della filiera, solo fino a quella riga rossa là che vi ho fatto vedere prima, da là in su, non da là in giù, in su, perché la Banca d'Italia cosa faceva? Aveva ricevuto l'incarico dal governo, poi lo stesso governatore della Banca d'Italia, Stringer, viene nominato ministro del Tesoro, il quale praticamente cosa fa? Aveva il compito di andare a comprare le balle di seta grigia in Italia e di poi venderle all'estero, per far sì che con la valuta che introitava era praticamente costituiva base monetaria, era la valuta, generalmente era il franco svizzero, che era facilmente convertibile in oro, e quindi praticamente poteva allargare la base monetaria. Ecco, quindi questa era la realtà del nostro paese. Fino a quando? Fino al 1935. Nel 1935 questo sistema crolla,
ma crolla non per, come si è detto, tutte le cose che hanno raccontato, un sacco di balle infinite per l'avvento delle fibre tessili, di questo staltro artificiali, eccetera. No, non è stato così. Il crollo è stato per motivi esclusivamente politici, di forza politica, di quelli che potevano averla a quel tempo. La Società delle Nazioni nel 1935 manda le sanzioni economiche, colpisce con le sanzioni economiche il nostro paese, il prezzo della seta gregia, non la seta finita, parlo della seta gregia, crolla, ma crolla di quanto? A meno di 1/10 del suo valore. Era arrivata a 566 lire al chilo, e per fare un chilo di seta gregia occorrevano 10 kg di bozzoli, e quindi praticamente un chilo di seta gregia subito dopo il 35, fine del 35, vale meno di 1/10, quindi meno di quello che si pagava un singolo chilo di bozzoli. Quindi questo ha fatto finire tutto l'ambaradan. Ovviamente queste cose non sono mai state dette, perché ovviamente il governo del tempo non aveva la possibilità di dirlo, perché sennò non so cosa sarebbe successo, probabilmente una rivoluzione, chissà cosa, che qua che là, insomma le cose non... E questa è stata la realtà la più difficile che ho tirato fuori con grandissima difficoltà, e però, visto che o bene o male avevo anche documenti importanti in casa, che qua che là, che su che giù, è una realtà purtroppo non vera di più, verissima, ecco. Quindi tutto crolla nel 1935, a seguito non era scritto dentro nel pacchetto delle sanzioni economiche questo fatto, però fatalità, proprio quell'anno delle sanzioni economiche è successo questo fatto, quindi le banche centrali si sono rifiutate di considerare base monetaria praticamente la seta gregia che veniva quotata in borsa, e c'è stato questo crollo. Tutti gli stabilimenti bacologici, dico tutti, chiudono. Vabbè, c'è stato qualcuno che non ha chiuso, tra cui lo stabilimento bacologico Marson, vabbè, non ha chiuso, però la scritta sul frontone, che voi avete visto anche là sulla locandina che era in fronte strada, è stata ritirata all'interno. Infatti c'ho il documento proprio che nel 1937, quindi nel marzo 1937, il comune chiede, cioè il Marson chiede, mio nonno chiede al comune di poter togliere la scritta di quella in fronte strada, perché non serve più, quindi anche il nostro stabilimento si è riempito. Quindi anche la storia che i più grossi sono sopravvissuti di più degli altri merita balla, cioè tutti quelli che avevano sale in zucca e che avevano la possibilità di farlo hanno chiuso. Logicamente il bisnonno era rappresentante dell'associazione confezionatori veneti di Semebacchi, quindi investito anche da responsabilità così di carattere di categoria, questo e quest'altro. Ovviamente poi tra l'altro era già morto nel 1935 quando è successo sta cosa, i figli pressati hanno continuato l'attività sia pure in forma ridotta, però da quel momento là in poi non c'è stato fatto più nessun business nella produzione Semebacchi, assolutamente. Le produzioni venivano fatte in perdita, e se non era in perdita, se andava bene, era fatto in un pareggio di bilancio, ma che era un pareggio molto molto risigato e che non dava assolutamente possibilità. Se le famiglie vivevano bene era perché probabilmente erano andate bene negli anni precedenti, nei decenni precedenti, non certo in quel momento. Questo è giusto che si sappia. Diciamo che nel novembre sempre del 1935 ci fu anche la giornata della fede, lo Stato per incamerare oro indisse la giornata della fede, e tutti i cittadini italiani furono chiamati a dare la loro vera, il loro anello d'oro allo Stato, quindi la seta gregia non c'era più, però la fede nunziale è stata data al governo, che la richiesta proprio era, mi pare, il 18 novembre del 1935. Coincidenza? Beh, giudicate un po' voi, è stato l'unico caso in tutta la storia che è successo un fatto del genere, no? E queste sono cose che dovete ben sapere. Ma è stato l'unico colpo che ha colpito la seta, questo qui? No, non c'è stato l'unico, è questo che appunto volevo dirvi. C'è stato un altro a metà dell'Ottocento. A metà dell'Ottocento però la situazione politica era molto diversa, perché ad esempio gli Asburgo c'erano ancora. In Francia c'era Napoleone III, che in quel momento stava facendo una politica estremamente filo-asburgica. E quindi, a morale della favola, hanno potuto parare il colpo, un colpo durissimo che per poco non faceva stramazzare, ma definitivamente, l'industria serica in Italia, l'industria di produzione della seta. Cosa era successo? La pebrina. Louis Pasteur, non Ettore Marson, ma Louis Pasteur, che poi, come vi ho detto prima, è stato incaricato del governo francese e ha dedicato 6 anni consecutivi, ma poi tutti gli anni poi seguenti resterà sempre sul tema, anche se anche questo viene raccontato poco. Cos'è che dice? Che la pebrina è sempre esistita,
poi va in regressione, in diminuzione là dove scoppia, non ha mai creato in secoli e secoli di osservazioni mai un'epidemia, però a metà dell'Ottocento, adesso io qui non vi posso tediare anche perché il tempo stringe e tutto, se siete interessati vi potrò segnalare un libro che ho fatto con infinite ricerche, con infinita difficoltà, le ricerche su questo tema. Morale della favola, praticamente la pebrina distrugge la bachicoltura non solo nel nostro paese, ma scoppia innanzitutto a Lione. Perché Lione? Perché guarda caso Lione era il centro di gran lunga più importante, era diventato d'Europa per la produzione di tessuti finiti. Tessuti finiti, quindi non di seta grigia, ma di tessuti quelli finiti, cioè camicie, arazzi, lampaschi, non so, tutto quello che può essere. E c'era ovviamente anche attorno a Lione una fiorente bachicoltura, logicamente. Lì scoppiano i primi focolai e poi si propaga dappertutto. La pebrina è per spore, quindi se voi adesso gli studenti sono usciti, però insomma se avete un'idea di che cos'è una spora, ecco, io adesso non voglio dilungarmi, ma insomma penso che le conclusioni siano facilmente detraibili se uno vuole usare la propria testa e non quella dei mass media o delle altre persone. Questa epidemia probabilmente, dico, non fu del tutto insomma casuale, e ci sono tutte le circostanze per dimostrare che c'erano degli interessi enormi delle multinazionali del tempo che avevano un altro nome, di uno Stato che non ha poi lasciato traccia, ma che in quel momento c'era come Stato, che aveva sempre sede a Londra, che aveva una sua moneta, un suo esercito, una sua flotta, cioè Stato su Stato, e che però non era il governo inglese, no? Un altro Stato, a Londra, sì, ecco, boh. Comunque, fatto sta, morale della favola, questa pebrina distrugge la bachicoltura. I governi, diciamo, del tempo, che appunto facevano una politica, oggi diremmo sovranista, vabbè, chiamiamola come vuole, però sono riusciti a venirne fuori. In prima battuta, per un periodo, dovettero acquistare semebachi per prudenza dal Giappone, che è il Giappone che rientrava nell'ottica di influenza commerciale della Francia, e questo probabilmente in contrasto anche con la volontà di Francesco Giuseppe, però per motivi di prudenza hanno accettato così. E quindi nel 1868, quando parte la missione Eulenburg da Stettino, quindi nel Mar Baltico, partono 3 navi per attivare i rapporti commerciali tra la Prussia e la Confederazione Germanica del Nord, lo Zollverein, e a bordo di questa spedizione c'era anche un entomologo, un certo Kupfer, il quale aveva proprio l'incarico di portare in Europa, ma su a Stettino, i semebachi da sperimentare poi qua in Italia per conto del governo italiano che era appena nato. In effetti da là partirà questa sperimentazione che negli annali del Ministero dell'Agricoltura è ben documentata. Sono moltissime le località in tutta Italia in cui sono state fatte queste sperimentazioni ancora con appena arrivato semebachi dal Giappone, che arriverà 3 anni dopo, perché la nave torna 3 anni dopo col trattato di amicizia e commercio fatto col Giappone. E da là parte quel periodo di importazione del Giappone, che poi è stato ampiamente e ripetutamente illustrato molto bene dal Zanier, no? Che ha scritto appunto un periodo che poi si è concluso subito dopo la nascita degli stabilimenti bacologici, i quali ancora non si portano immediatamente a regime, ma ci vorranno ancora un pochi di anni. Dopo, come si portano a regime, anche questo periodo di importazione dei semebachi del Giappone finisce, e c'è l'industria bacologica fortemente voluta ovviamente dal governo italiano, cioè non solo italiano, dal governo asburgico innanzitutto, dal governo francese in secundis, dal governo italiano in tertis, no? Per risolvere questo problema. Però questo problema, il fatto anche prima ho detto ma era stata provocata, non provocata, sì, se uno guarda un po' tutto capisce che le cose erano veramente brutte. Tant'è che guardando un po' tutte le vicissitudini, Pasteur, non Pasteur, eccetera, no? Pasteur tutta la sua vita quando viene incaricato dal governo francese di occuparsi di questo tema, che dovrà occuparsi a tempo pieno, non più a Parigi, dove lui era sposato, aveva già i figli abbastanza grandicelli, quindi ad abbandonare Parigi, andare giù in campagna, in Provenza, per fare questi allevamenti per anni a Norum, insomma non è stata una scelta tanto facile, no? Bene, quando Pasteur ne viene fuori, cosa succede? Che viene attaccato dalla stampa,
viene attaccato, denigrato e tutto, cioè una cosa veramente, quindi evidentemente che ci fossero degli interessi estremamente contrari al fatto che nascesse questa industria di produzione di semebacchi che per risolvere il problema della pebrina evidentemente c'erano, no? Quindi non è stata una cosa così liscia la nascita dell'industria bacologica, è stata una nascita fortemente avversata da quelle forze politiche che non volevano che ci fosse, diciamo, la seta grigia in pratica, no? Che non volevano che ci fosse questa possibilità di base monetaria autoctona, la possibilità di fare non mini bot ma maxi bot, perché cioè, la seta grigia a quel tempo costituiva, come si può dire, dei maxi bot, cioè costituiva base monetaria, ecco. Quindi questa è la realtà. Vi potrei leggere delle frasi che vi testimoniano in maniera molto molto evidente questo aspetto, però non so qua col tempo come siamo messi qua. Ecco, no, scusate un attimo solo che vi illustro ancora una piccola, qua c'è su questa diapositiva qua ad esempio, tanto per dire, no, per capire un po' anche la gravità della cosa, questa è ancora del 1858, c'è l'amministrazione asburgica, la prima che si muove, del resto nel Regno d'Italia non c'era ancora nel 58, c'era ancora Lombardo-Veneto, c'erano tutti i vari stati preunitari, quindi c'è Francesco Giuseppe che dice appunto con sovrano riscritto di gabinetto 27 gennaio che istituisce un premio in denaro particolarmente consistente per chi sarebbe riuscito a sconfiggere sta pebrina, no? E da là ovviamente, ecco, io quando sono andato adesso giù a visitare il museo, che ero già in contatto appunto col museo, mi sono trovato i quadri di chi dentro questo museo di Tbilisi? I quadri di, a parte quello di Pasteur logicamente, ma mi trovo i quadri di Verson, del Bolle, del Vlahovic, cioè tutti quei personaggi, tra l'altro veneti, no? Che hanno risolto di fatto il problema. Poi a un certo momento, dal momento che c'era tutta questa campagna denigratoria perché questo metodo non partisse, per forza di cose hanno dovuto far scendere in campo Pasteur. Pasteur ovviamente è un nome talmente potente e tutto che ovviamente lui non si fida di quello che hanno fatto gli altri, riparte tutto da zero, anzi poi una volta colpito da paralisi si fa nominare, si fa chiedere al governo francese di dargli dei ricercatori che poi lo affiancheranno appunto nel completamento delle sue ricerche, no? Ecco. E nella lettera che lui scrive, ad esempio, in questo anche quantifica il danno che aveva avuto la Francia per la pebrina, che sono cifre da capogiro, no? Quindi sì, uno pensa che queste cose siano state solo così, che abbiano avuto un rapporto solo a livello di qualche agricoltore o di qualche industria che faceva nell'ambito del settore. No, hanno avuto innanzitutto un impatto grandissimo proprio a livello dei governi europei e i governi europei per risolvere il problema della pebrina non si sono mossi ognuno consultando l'altro, no, si sono mossi all'unisono come fosse una e una sola persona. Io quando appunto sono stato anche giù adesso a Tbilisi sono rimasto incredulo perché era la stazione bacologica messa su dagli zar, e lì era tutto come praticamente una cosa incredibile, no? Ecco. E quindi loro dovevano garantire la sanità dei semebacchi prodotto in Turchia, oltre che nella regione transcaucasica. E la stazione di Padova doveva garantire la sanità dei semebacchi di tutto il territorio nazionale, aveva una succursale anche a Rodi. La stazione di Gorizia doveva garantire la sanità dei semebacchi su tutto la restante parte dell'Europa centrale e tutto, no? La Francia, nonostante che avesse avuto Pasteur, sarà la prima poi che disattende perché? Per motivi politici, no? E quindi, nonostante che la Francia abbia messo Pasteur, che porti il nome Pasteur e tutto, sarà la prima che con la Convenzione di Nizza, all'inizio poi del Novecento e tutto, disattende e crea tutti quei presupposti politici perché anche il nostro governo, il governo del tempo, metta tutti i bastoni tra le ruote, prima fa di tutto perché nasca questa industria di produzione di semebacchi e dopo perché questa industria di produzione di semebacchi abbia a terminare, a morire. E perché questo? Perché ovviamente, oggi lo potete vedere molto bene, no? Ci sono cose chiarissime, cioè il fatto di poter avere un qualcosa che per tradizione secolare immette dentro nel mercato, in finanza, un allargamento della base monetaria a vantaggio di un solo paese, scusa, penso che lo capisca chiunque, no? Questa è stata la vera causa
della fine di tutto questo ambaradan. Questo purtroppo, poi anche il discorso delle fibre tessili, no? Abbiamo finito il tempo. Sì, una sola frase la leggo. 30 secondi. 30 secondi. Una sola frase. L'avvento delle fibre tessili, perché ufficialmente se voi guardate tutta la documentazione tutto è finito perché c'è stato l'avvento delle fibre tessili. È la più grande menzogna della storia. Io ho potuto guardare i consumi della seta anche in Italia non sono mai venuti meno, quindi sono stati solo cambiati, anziché la seta grigia prodotta dal Semebacchi italiano, prodotta in Italia, veniva da altri posti. Vi faccio vedere, il crollo è venuto grazie appunto ai mass media, quelli che avevano i megafoni del tempo. Ad esempio, vi faccio vedere, già il 10 febbraio del 1879, quindi gli stabilimenti bacologici erano appena nati per risolvere questo problema, la petizione degli operai setaiuoli lombardi alle signore italiane, datata appunto 10 febbraio 1879, affinché comprendano come i capricci della moda siano per noi operai, cagione di miseria e si facciano così banditrici di una generosa crociata in pro della seta. Cioè praticamente le signore non andavano a casa a dire ai marito guarda che quella là se la prendo in rayon, in roba costa di meno, quindi ti faccio risparmiare. No, cioè, tutta la moda era che dovevano, per essere chic, per essere di moda, dovevano vestirsi non più in seta, ma dovevano vestirsi in rayon, in tutte le fibre sintetiche. Questa è stata la vera realtà purtroppo, e purtroppo a noi non facciamo mente locale, non ci crediamo, anch'io per tanti anni non ci ho creduto e sono arrivato invece dopo a testimoniare che purtroppo le cose sono andate realmente così. Ecco. Scusate se sono Grazie andato oltre. Eccolo qua. Al dottor Ettore Marson, direttore del Museo dell'Industria Bacologica Domenico Marson di Vittorio Veneto. Allora, gli interventi della mattinata sono conclusi. Prima di lasciare spazio, se c'è qualche domanda, qualche intervento dalla sala, vi ricordo che la visita al Museo dell'Industria Bacologica è stata annullata di oggi, è stata annullata per motivi tecnici, mentre sono confermate le visite al Museo del Bacco da Seta per tutti coloro i quali hanno ricevuto la conferma via mail. Per informazioni c'è la dottoressa Costa Peraria all'ingresso del teatro. Vediamo se c'è qualcuno che deve o che vuole fare qualche domanda. Gli spunti sono stati tanti. Beh, volevo chiedere... Scusa. All'interno del percorso della Via della Seta a livello europeo c'è un punto di inizio e un punto di fine, diciamo, nel senso che chi volesse percorrere questa via la percorre in maniera casuale oppure c'è un'indicazione del percorso che in qualche misura riproduca la filiera serica? Questa è una domanda. Poi la seconda, rapidamente, anche se è già stata abbastanza chiarita dal dottor Marson. Vabbè, c'è stato il crollo della seta dovuto a questi avvenimenti di natura economica. Qui la storia come sempre non insegna nulla perché più o meno le cose si ripetono, però negli anni 50 a Vittorio Veneto c'erano ancora degli stabilimenti perfettamente funzionanti e quindi volevo un po' capire, questi stabilimenti funzionavano per produrre che tipo di seta? Cioè il crollo a Vittorio Veneto ne hanno risentito meno oppure in realtà si trattava comunque di una situazione che era destinata a finire? Perché io ricordo che venivano anche dei delegati giapponesi a vedere questi stabilimenti nei primi anni 50. Posso rispondere? Facciamo prima la via del... Sì, allora sulla Via della Seta l'inizio ideale è Venezia. Geograficamente dovrebbe arrivare fino ai paesi del Caucaso, Georgia, Armenia, Azerbaijan, quei paesi lì, però non è un percorso di camminata, quindi è un percorso virtuale che unisce anche, come dicevo prima, delle città dell'Europa occidentale, quindi Lione, Barcellona, Londra. L'idea è di mettere in rete delle realtà museali o altro in tutte queste località, quindi non un percorso con un inizio e una fine percorribile a piedi o in bicicletta.
bicicletta difficile. Adesso appunto, allora rispondo subito. Innanzitutto dobbiamo tenere presente che come ho detto, si diceva prima, no? Nel 1935 quando c'è questo crollo, c'è un crollo veramente macroscopico. Praticamente dobbiamo pensare che l'Italia produceva oltre 50 milioni di chilogrammi di bozzoli l'anno e dopo, dagli anni 35 in poi, certo che in tutte le nostre campagne ancora si è continuato però il crollo non era andato a un decimo, neanche a un centesimo, è andato a un millesimo di prima, cioè gli ordini di grandezza erano completamente diversi. Dal momento che, come si è detto prima, da un punto di vista, ecco una cosa che prima non ho detto, che adesso colgo anche l'occasione di questa domanda per dire, no? Che vorrei proprio dirla bene anche e soprattutto a tutte le persone che vogliono raccontare un qualcosa in questo tema, no? Che praticamente nelle famiglie degli agricoltori era il primo raccolto dell'annata, che qualche anche su e giù, sì, ma prima del 1935 era il primo raccolto non per gli agricoltori ma per lo Stato, per la Banca d'Italia. Queste erano considerazioni che assolutamente dobbiamo fare. Dopo il 35 certo che continua, dopo il 35 nasce tutto questo assistenzialismo di cui tutte le persone che devono fare titoli per punteggi che qualche anche su e giù continuano a dire, nascono gli essiccatoi cooperativi bozzoli, il prezzo di bozzoli viene fissato non più dal mercato reale ma dallo Stato, e tutte quelle forme, diciamo così, per tenere in piedi, per dare ancora la possibilità alle famiglie che erano abituate, gli agricoltori, a fare l'allevamento, e poterlo continuare a fare, per l'amor di Dio. Sì, c'è, ma i valori della loro produzione rispetto a quelli di prima del 35, anni 30, erano no un decimo o un centesimo, era un millesimo. No? Questo è l'ordine di grandezza, cioè non erano più neanche confrontabili. Cioè prima la seta concorreva a dare ricchezza allo Stato, ma in maniera proprio reale, cioè macroscopica, reale. Dopo la seta certo che continua, ma continua, sì, certo, perché ovviamente era stata talmente radicata nel territorio, talmente conosciuta, talmente questo, talmente ecco. Poi degli stabilimenti bacologici che subito dopo la prima guerra mondiale erano arrivati appunto per quei processi di deregolamentazione, che lo Stato quando vuole distruggere un qualcosa prima lo deregolamentizza, cioè fa la liberalizzazione. Quando ci sono più regole tutto, dopo è molto più facile calare la mannaia e distruggere in forma definitiva. E così ha fatto anche con l'industria bacologica. No? Prima ha fatto di tutto perché nascesse, mettendo le stazioni bacologiche, tutto che dopo la prima guerra mondiale ha cercato in tutti i modi di fare in modo che questa industria finisse. No? Bon, detto questo, l'industria bacologica, gli stabilimenti bacologici in Italia erano arrivati a 170 a seguito di questa deregolamentazione. Dopo la seconda guerra mondiale formalmente erano ancora 24 attivi, ma in realtà di questi 24 attivi erano solo 7-8 che producevano realmente, gli altri producevano per quegli altri che non avevano fatto la denuncia di chiusura, quindi formalmente erano ancora attivi, ma di fatto non producevano più. E quindi anche ad esempio, tanto per dire, il nostro stabilimento produceva per un sacco di altri stabilimenti, perché c'era la convenzione che si produceva e quindi è logico che fin tanto che c'è ancora un minimo di richiesta uno continua a produrre, no? Però le cose erano completamente cambiate. Allora questo cambiamento, io volevo solo trasmettervi questo concetto, non è dovuto al fatto che sono arrivate le fibre sintetiche che su e giù, no, è stato fatto esclusivamente per un motivo politico. Se non ci fossero stati gli Stati Uniti d'America ad aiutarci, che non facevano parte della Società delle Nazioni nel 1935, probabilmente l'Italia sarebbe andata a gambe all'aria, no? E in quel momento là è stata una grossa batosta, un'autentica batosta. Ecco. Certo che dopo anche nella seconda guerra mondiale si è cercato di dare un po' di ripresa, che anche su e giù, però anche col centro di San Giacomo la cosa, anziché essere finita diciamo subito dopo la seconda guerra mondiale, è finita 10 anni dopo, 15 anni dopo. E c'è da dire una cosa, l'ultima cosa, che questa ripresa era dovuta a tutte quelle conoscenze che dopo la prima guerra mondiale, visto appunto la male parata politica all'interno dell'Italia, coloro che le detenevano qua in Italia, cioè i bacologi che le avevano portate avanti, fatte, che erano il loro patrimonio culturale della loro arte, le hanno dovute necessariamente trasferire
in un altro paese dove potevano essere fatte, l'altro paese era solo il Giappone, e quindi i giapponesi, qui veniva in Italia ogni anno il professor Isaburo Kobari a comprare ingentissime quantità di seme Baki, quindi nonostante tutto il Giappone è stato un grandissimo compratore di seme Baki, cliente di seme Baki italiano, e mandava il suo massimo esperto, il professor Isaburo, proprio per imparare, qui ufficialmente veniva per controllare questi ingenti quantitativi di seme Baki che poi dovevano andare in Giappone. In realtà era per imparare tutti i segreti per migliorare le razze, per fare, e poi tutte queste conoscenze ce le ha ritrasmesse dopo la seconda guerra mondiale, quando ormai i bacologi, quelli che avevano fatto grande la nostra industria, erano morti, sì, e quindi la cosa, e torna, e con l'altro tecnico che lo aiutava, Toshio Funada, qua fonda San Giacomo, lo dirige, perché è documentato che di fatto l'ha diretto e guidato lui per tantissimi anni, Funada resterà qua fino al 69. Certo, però non di meno poi è finito tutto, perché la volontà politica non c'era che questa seta gregia potesse riprendere, dare ancora base monetaria al nostro paese. Questa è la cosa chiara. Un'altra domanda? Ce n'è altre? Sì, ce ne sono un paio. Sì, sono Roberta Manzi, rappresento Slow Venice, che è stata citata prima dalla dottoressa Pavan Wolf come stakeholder interessato a questo progetto. A me non è una domanda, un paio di riflessioni brevissime. Io rappresento il mondo del turismo. Siamo stati coinvolti anche dagli amici della Finlandia di Salzano, che sono qui presenti, i volontari che seguono le visite, perché da molto tempo seguiamo più l'aspetto appunto di accoglienza didattica, perché siamo anche educatori ambientali. E le riflessioni lampo, che spero possano essere approfondite, io do la mia disponibilità su questo. Come agganciare il mondo turistico a questi splendidi spunti e contenuti culturali. Ci sono delle opportunità e delle criticità. Noi rappresentiamo quella parte di turismo slow, sostenibile, ambientale, che vuole inserirsi in un contesto che in realtà dal punto di vista del segmento economico è in fortissima crescita. Il turismo cresce e soprattutto l'Europa è al massimo storico e ancora crescerà, però è un turismo che è sempre più massificato e non riesce a rappresentare a pieno, almeno a nostro viso, quelle potenzialità proprio di un target di nicchia così interessante. Contributi del mondo turistico di un certo tipo. Verificare dal punto di vista tecnico come convertire questi contenuti da un punto di vista di un'offerta, di un prodotto turistico. Ho colto con interesse alcuni argomenti della dottoressa Capellozza, giusto? Detto il nome. Per esempio, distinzione e potenziamento tra quello che al momento è un turismo prossimale, cioè quello che coinvolge più che altro i residenti o territori molto vicini e che è rappresentato in modo egregio appunto dagli eventi locali e quant'altro. Come trasformare questo in qualcosa di più esteso e interessante anche dal punto di vista dell'interesse internazionale. E qui ci sono delle criticità come per esempio l'accesso ai beni, perché appunto i beni museali, come si visitano, quando si visitano, come collegarli a una rete diffusa e più ampia di beni materiali e immateriali. Secondo aspetto, come cogliere delle opportunità, perché ci sono mondi a livello anche regionale, citava i bandi Porfesre, che non comunicano. E quindi ci sono dei bandi, delle opportunità. Adesso fra l'altro apre un bando internazionalizzazione sul turismo che sarebbe interessantissimo in questo segmento, però questi mondi non comunicano, quindi bisogna cogliere queste opportunità poi per dialogare in questo senso. Terzo aspetto, e mi taccio, come raccogliere la poderosa quantità di informazioni storiche che appunto il dottor Masson ci ha regalato, e naturalmente ce ne saranno altrettante di questo tipo, in una narrazione, storytelling, fruibile appunto da turisti, residenti, scuole, convertendoli, non riducendoli, perché spesso si può pensare che un approccio che nel tempo è ridotto
venga sminuito. No, bisogna trasferire queste competenze che rischiano anche di perdersi nel tempo, perché è anche una tradizione orale che è importantissima, convertirle in narrazione storytelling che possa essere trasferito alle guide, al mondo turistico. Anche qua ci sarebbero delle opportunità dal punto di vista formativo dell'aggiornamento che andrebbero colte. Io sono a disposizione per approfondire questi aspetti. Posso rispondere? Ringrazio per questo intervento che ha colto proprio il cuore di quello che volevo dire. Naturalmente io sono una ricercatrice, non mi intendo assolutamente di turismo, vedo delle potenzialità, ho certamente bisogno di interloquire con altri che invece abbiano più chiaro, già il colloquio che abbiamo con la dottoressa Wolf da questo punto di vista è molto costruttivo, però chiaramente se vogliamo costruire questo itinerario della seta c'è appunto bisogno di questa anche visione di altri soggetti che partecipino alla rete e che trasformino il nostro messaggio, che a volte è pesantemente culturale, in pillole più facilmente digeribili da tutti. Scusi, intervengo anch'io un attimo. Allora, sullo storytelling stiamo lavorando nel quadro di questo progetto. Un documento di base è già disponibile, è stato, ci stiamo ancora lavorando, ma è stato anche diffuso a tutti i partner della rete, che ormai sono una cinquantina. Un primo passo a livello regionale potrebbe essere quello di cercare di sviluppare un prodotto che metta un prodotto turistico che mette in rete non tutti i musei esistenti sul territorio, ma qualche museo. Voi avete cominciato con la Filanda di Salzano, ma ce n'è probabilmente altri, come diceva la dottoressa Capellozza, che hanno anche dei discorsi complementari a quello della Filanda, e cercare di sviluppare un pacchetto veneto da proporre a chi, non come diceva lei necessariamente a un pubblico di prossimità, ma a un pubblico internazionale. A me vengono in mente i turisti cinesi, ad esempio, quelli orientali, che arrivano ormai in massa a Venezia, ai quali io so che tempo fa mi riferivano delle guide turistiche veneziane di turisti cinesi che cercavano delle tracce di Marco Polo a Venezia e non c'era ancora, so che il Comune ci sta lavorando, non c'era ancora un percorso cittadino che ritracciasse un po' la figura e i viaggi di Marco Polo. Quindi secondo me la potenzialità di creare uno o più prodotti regionali c'è sicuramente, anche mettendo in rete, come diceva la dottoressa, quegli agriturismi per esempio, che hanno cominciato a riproporre la produzione della seta in regione. Ma non solo gli agriturismi, cioè ci sono fattorie didattiche adesso, gli agricoltori si stanno attrezzando per questo, quindi certamente portarli dal museo all'azienda è una cosa totalmente nuova. Se poi dall'azienda li portiamo alla filatura e possono comprare un prodotto di alta qualità e made in Italy, secondo me abbiamo fatto gol. Ecco. Seguo questa ultima parte, diciamo, di quello che ha detto, ma il cibo per gli agricoltori futuri della seta è proprio il profitto e il guadagno. Allora, si può avere qualche informazione per coloro che quello che abbiamo sentito è la storia, quello che sarà oggi o domani sotto un aspetto economico vale la pena, quanto vale la pena, perché di questo non si è parlato. E secondo, sempre di attualità pura, oggi con l'uso degli anticritogamici, di tutti i pesticidi che ci sono, vedo io sui vitigni, ogni 10 giorni pompano. Allora, come influenza questo tipo di anticritogamici sui gelsi e sui bachi da seta?
Grazie. Sì, allora provo a rispondere io a queste domande che sono di ordine tecnico. Allora, primo discorso, siccome tanti come lei ci chiedono la stessa cosa, abbiamo pubblicato un articolo sull'informatore agrario, uno studio fatto con l'Università di Padova che diciamo allo stato dell'arte, cioè con metodiche ancora tradizionali, spiega quale deve essere il prezzo dato agli agricoltori per rendere sostenibile l'attività, e quindi se sono disponibile a rendere, cioè se lei mi dà la sua email le mando l'articolo e quindi ha soddisfazione rispetto a questo. Facciamo anche dei corsi in cui spieghiamo un po' quali sono le prospettive, facciamo delle giornate di divulgazione nell'ambito del progetto regionale. Non so se lei sa che adesso esiste un progetto regionale, è stato fondato un primo gruppo operativo sulla gesti bachicoltura, quindi stiamo portando avanti tutta una serie di iniziative per cercare di sviluppare l'attività anche immettendo tecnologie più moderne e anche accelerando molto sulla meccanizzazione. Abbiamo alcuni prototipi di macchinari che stanno, alcuni già in parte realizzati, altri che saranno realizzati per cercare appunto di rendere più economica l'attività, e quindi stiamo lavorando su due fronti diversi. Da una parte cercare di di creare nuovi prodotti ed aiutare gli agricoltori integrando il reddito anche con queste attività di tipo turistico, culturale e ambientale. D'altra parte appunto cercare di far diventare la bachicoltura un'attività moderna e quindi riportarla a pari con le altre attività agricole, perché il problema è che mentre le altre sono andate avanti, la meccanizzazione in bachicoltura, il gesto di bachicoltura è ancora molto carente. Quindi stiamo lavorando sui due fronti, tenendo presente che però la bachicoltura dà un reddito di tipo integrativo, non principale per l'azienda agraria. Ecco. E seconda domanda che lei mi ha posto, naturalmente questo è un punto di forza e di debolezza del bacco da seta, cioè il bacco da seta ha una forte vulnerabilità ambientale come le api, ma d'altronde qualifica anche il territorio in cui viene inserito, cioè se si può fare bacco da seta vuol dire che il territorio è generalmente abbastanza sano. Quindi diciamo che abbiamo questo problema. Voi qui nel Vittoriese avete un forte problema di tipo ambientale, Vittorio Veneto, Conegliano e così via. Diciamo che dal punto di vista del bacco da seta siamo relativamente, tra virgolette, fortunati, nel senso che la maggiore stagione degli allevamenti, ovvero maggio, inizi di giugno, non coincide tanto con l'epoca di trattamento delle viti. Quindi diciamo che si riesce... Cominciate già a maggio. E allora bisogna cercare di porsi in... Guardi, le faccio un esempio. Io faccio quasi tutti i giorni Vittorio Veneto con Treviso. Nei tempi passati, quando d'estate facevo questo tragitto, io avevo sempre il parabrezza della macchina piena di moscerini. Io è da anni che ho sempre il vetro pulito, moscerini non ce ne sono più e di rondini ben poche. Allora, questi anticritogamici, io per carità, il vino mi piace, sono però questo fa riflettere, Fa riflettere sul tipo di agricoltura che abbiamo impostato. C'è un'agricoltura in cui c'è una monocultura, così lo stesso in Val di Non dove ci sono le mele, così è un po' in quei posti dove si è creato una monocultura. È proprio anche per quello che, cercando di ripristinare queste attività come la gestibachicoltura e interrompendo appunto queste uniche colture, si cerca di fare qualcosa anche per far avere beneficio all'ambiente, senza però esagerare dal verso opposto, perché se lei mi mettesse ettari e ettari di gelso, come ho sentito parlare molti industriali della seta che invece vedono solo gelseti su centinaia di ettari, ricadiamo ancora nello stesso problema, cioè proprio la monocultura il problema, e il non tornare ad attività sensate per l'ambiente e per l'uomo. Prego.
Buongiorno, io sono Barbara Palucci e vengo dall'Università di Macerata e mi sto occupando della Via Europea della Seta. E ho visto, diciamo, analizzando un po' i casi specifici presenti in tutta Italia, perché poi queste iniziative si stanno moltiplicando, che più o meno le problematiche ma anche le buone intenzioni, diciamo, rispetto a una condivisione di saperi sono più o meno simili. Ecco, io volevo sapere se ci si sta muovendo per identificare degli indicatori per valutare i reali impatti socio-economici che una Via Europea della Seta potrebbe avere non solo in termini turistico-culturali ma anche di innovazione e di ripristino di un indotto serico. E poi se eventualmente si sta pensando a una piattaforma per una condivisione del best practice, proprio perché diciamo, questi sforzi che si stanno facendo in vari ambiti, anche perché la Via Europea della Seta è forse, a mio avviso, uno degli itinerari culturali più complessi presenti, proprio perché raccoglie molteplici sfaccettature del sapere. Quindi se si sta cercando di creare una piattaforma di sapere e di best practice per raccogliere tutti questi contributi. Grazie. Grazie a lei e grazie all'Università di Macerata che da tempo è attiva su queste tematiche. L'itinerario ha un suo comitato scientifico che in realtà si è riunito ancora poco, ma all'interno del comitato abbiamo l'Università di Bologna, Macerata mi sembra che abbia aderito, la prima riunione è stata fatta a Ca' Foscari di Venezia e abbiamo la Venice International University. Questo è il primo piccolo nucleo e come per gli altri itinerari culturali sono queste è questo gruppo di università che dovrebbe farsi promotore di iniziative quali gli indicatori, quali una base scientifica più solida per anche lo storytelling di cui parlava la dottoressa Manzi, uno storytelling storico da poi ridurre in mini prodotti, in pillole, diceva la dottoressa Capellozza, anche per aiutare la nascita di prodotti turistici. Sì, volevo fare due domande. Un rilievo sui musei. I musei non sono trattati bene, sono trattati molto male. Soprattutto i musei della seta si possono dividere in due categorie. I musei che espongono tessuti di seta e i musei che espongono i macchinari e tutte le strutture, dalle uova fino alla seta grigia e anche oltre la seta grigia, per produrre filati per essere tessuti, e si possono introdurre anche i telai. Il discorso è che se una macchina non funziona, soprattutto se è una macchina complessa, il visitatore non capisce a cosa serve, perché si può dire metto il filo e ottengo questo, però dal vedere la macchina a vedere la complessità che c'è dentro, qualcuno oggi porta ad esempio Leonardo. Leonardo ha fatto delle macchine riguardanti il tessile, ne sono una trentina più o meno, e sono esposte a Milano oggi in questi giorni. Però se le macchine non funzionano si ripete il discorso. La capacità dei sindaci, che di solito sono spesso proprietari dei musei, è quasi zero, guardano altri interessi, non tanto quello. Io ho visto dei musei, anche in Veneto, nel Trentino, in Lombardia, eccetera, semidistrutti dall'intervento personale dei sindaci, perché non vogliono fare così. Potrei fare di nome, ma è meglio evitare problemi. Però questa è la situazione. L'altra cosa che volevo sottolineare è in Italia oggi la produzione di seta grigia è zero, ma da anni è così. Quindi non si produce più seta. Il Giappone non produce seta, ha soltanto 2 filande il Giappone, l'Italia ha 0 filande. Il Giappone però ha mantenuto i centri di studio
per le ovature, come diceva il dottor Marson, ma a tutti i centri di studio di ricerca sia sulla produzione dei filati, e questo interessa la dottoressa Cappellozza, sia per l'evoluzione dei bachi da seta e l'evoluzione anche del trattamento per arrivare a produrre bozzoli. Il Giappone ce l'ha. Il Giappone ha ceduto tutti i brevetti di trattura, li ha ceduti alla Cina. L'Italia ha venduto tutte le macchine che aveva, tutti i brevetti di macchine che aveva, non solo alla Cina, all'India, eccetera, li ha venduti un po' dappertutto. C'è stata l'asportazione praticamente totale di tutti i macchinari che ancora funzionavano fino a 20-25 anni fa, però i due centri, gli unici due centri rimasti, perché prima erano di più, che sono il centro di Padova, che vede come responsabile la dottoressa Cappellozza, e il centro di Milano. Il centro di Padova è ridotto al minimo potere, proprio capacità bassissima, perché non è finanziato dallo Stato oggi, finanzia pochissimo, quasi niente. Invece dovrebbe avere 20-30 persone. La dottoressa Cappellozza questo lo sa, non so se lo può dire, ma lo sa. Se fossero di più, la ricerca sarebbe molto più vasta anche sui bachi, e non c'è. A Milano vengono ridotti, lo Stato non dà praticamente più niente, e vengono mantenuti solo dalle industrie comasche. Cessate l'industria comasca, che è un po' in crisi, anche quella chiuderà, non ci sono scelte. Allora, se si vuole arrivare a riprodurre, e qui io me lo chiedevo quando ho visto la Via della Seta, quando ho ricevuto dal dottor Marson la presentazione di questo incontro, pensavo che la Via della Seta intendesse non soltanto la parola che è occidentale, la parola Via della Seta, ma intendesse anche avviare o incrementare la produzione di seta grigia in Europa e riportarla in Europa. La qualità della seta grigia europea non ha nessun confronto con quella che i prodotti che vengono fatti in Oriente, assolutamente. Noi saremo ancora in grado, con le conoscenze rimaste, di produrre della seta decente, e non c'è. E la domanda è semplicissima. La sua organizzazione intende favorire anche la ripresa di questo servizio, che riguarda due fatti. Uno, l'allevamento del bacco da seta, che deve essere totalmente meccanizzato per arrivare ai prezzi che ci sono oggi anche in Oriente, e l'altro è la filatura di tipo moderno. Rispondo molto rapidamente. Il nostro è un progetto culturale turistico, quindi non tocchiamo tutti quelli che sono gli aspetti di produzione. Abbiamo la possibilità di mettere in rete dei centri di ricerca e di innovazione, però l'obiettivo non è quello di ripristinare la produzione della seta in Europa. Su una cosa di dettaglio che diceva lei, i musei hanno dei macchinari, ma i macchinari non funzionano. Questo non è sempre il caso. Ci sono musei in Europa dove è possibile vedere sia il macchinario in stato di riposo che il macchinario in azione, e quello che cerchiamo di fare noi è di mettere in questa rete di partner anche delle ditte come ad esempio Bevilacqua a Venezia, dove ci sono ancora dei telai che funzionano e c'è ancora produzione, quindi far vedere ai visitatori non soltanto la tecnologia a riposo, ma anche quanto si può fare un macchinario funzionante. Sulla produzione e cosa si sta facendo in Italia, almeno sulla produzione, forse dovrebbe rispondere la dottoressa Cappellozza. Sì, rispondo io, nel senso, diciamo la risposta è abbastanza ovvia. È vero che in Italia ci sono due istituti che sono pochissimo aiutati dallo Stato. È vero però che non si lavora più come si lavorava una volta, nel senso che non ci devono essere tutti i saperi concentrati in un istituto, ma ci può essere il personale di questo istituto che lavora in team, perché adesso si lavora in squadra,
con le università e con fondi che non derivano solo dallo Stato, ma che possono derivare anche appunto da altri tipi di progettualità o da convenzioni con industrie. Io devo dire sinceramente, chiaramente non siamo ai livelli di ricerca che si facevano ai primi del Novecento, quando nell'istituto in cui ero io lavoravano 47 persone, adesso siamo 7 persone, però non abbiamo mai avuto tanti brevetti e pubblicazioni internazionali come in questo momento, quindi io sono sinceramente contenta del livello della ricerca che stiamo facendo. Certamente questo non è un progetto, è un progetto di tipo turistico, culturale, che non ha l'ambizione di ripristinare la produzione di seta in Europa. Sono però anche queste iniziative piccole di nicchia che aiutano, perché la ripresa di un'attività così complessa come quella della filiera della seta non può avvenire se non per gradi. Non è che adesso, immettendo 80 ricercatori a Padova o stanziando milioni di euro, si potrebbe immediatamente ripristinare la filiera della seta, perché è un processo lento e complesso, come ha spiegato benissimo prima il dottor Marson. Prevede la produzione del seme Bachi, prevede una concatenazione di saperi e riportare tutto, specialmente i processi agricoli, ad un livello anche organizzativo buono, è un processo lunghissimo. Quindi da un certo punto di vista vediamolo come una fortuna che ci sia un'attenzione limitata che ci permetta di lavorare un po' sottotono in questa filiera e di riprendere un pochino alla volta a incrementarla e a farla crescere come un bambino che cresce facendo i primi passi e poi diventa adulto. Sì, pronto? Sì. Niente, volevo fare delle domande che in parte sono già state fatte, anche così c'è stata anche la risposta. Pertanto mi limito a fare una testimonianza, già che io sono nato nella ex Filanda Banfi. I miei genitori facevano i portinai, mia mamma faceva la portinaia, perciò ho vissuto fino ai 14-15 anni in questo ambiente, e ho assimilato queste emozioni, e sono un po' nostalgico di tutto quell'ambiente, di tutto ciò di tutto questo indotto che portavano a questo mondo. Come fare a trasmettere alle generazioni queste emozioni, questo cosa? Se io provo a parlare ai miei figli è impossibile. Se io che li porto là al museo e gli dico guarda questa qua è questo e gli spiego, è impossibile, cioè è impossibile. Anzi ho ancora a casa del materiale che vorrei metterlo a disposizione se qualcuno lo vuole, io lo do. Quel poco che ho, è chiaro che non sono così come il dottor Masson. E niente, avrei voluto vedere rifiorire questo mondo, questa seta in qualche modo, ma mi sa che sia qualcosa di molto difficile, perlomeno se io proverei. Sono passato dalla seta alla plastica, che sono diventato un imprenditore di materie plastiche e sono ancora così, attualmente sono ancora sulla breccia. Mi ricordo solo una cosa, cos'era l'oro d'Italia? La seta, questo sì. E perché si chiamano cavalier? Cioè, i bozzoli sono i bozzoli e le gaete. E perché cavalier? Il baco da seta è il cavalier perché è un titolo nobiliare, perché dovevano essere serviti, riveriti, accuditi e venerati come un nobile, perché dovevano e davano un introito, era il primo guadagno che avevano nelle famiglie rurali. Spero di non avervi tediato con questo.
No, se posso dire, grazie invece per la sua testimonianza. Noi tra le altre cose che organizziamo, al di fuori di questo itinerario europeo della seta, sono delle passeggiate patrimoniali. E ogni anno, soprattutto in concomitanza con le giornate europee del patrimonio, coordiniamo quest'anno più di 50 passeggiate in 14 regioni d'Italia. Passeggiate patrimoniali non sono semplici visite guidate, ma sono delle passeggiate guidate da persone come lei, gente che ha lavorato, vissuto in certi luoghi. Quindi un'idea che vi lancio qua a Vittorio Veneto potrebbe essere quella di organizzare il prossimo settembre delle cose, delle collaborazioni tra museo e gente come lei che ha vissuto questa realtà del Baco, che si ricorda di perché il Baco viene chiamato Cavaliere, forse per le scuole o per gente anche della nostra generazione, che si ricorda come ogni villa e ogni casa in Veneto avesse i suoi bachi da seta. Quindi questa è una cosa che potreste fare. Buongiorno, intanto vorrei cogliere l'occasione per ringraziarvi per questa opportunità che ci avete offerto. Noi arriviamo dal Piemonte, ci sarebbero un sacco di domande, però volevo focalizzarmi su una molto importante che credo che molti di noi che collaborano con le amministrazioni locali, con gli enti locali, gruppi di volontari che dedicano con passione al recupero della storia serica nelle varie forme, nei vari tipi di musei che abbiamo detto. Quanto questo progetto può diventare, magari lo è già, quindi mi scuso per la domanda ma non credo, può diventare un'opportunità di sensibilizzare le fondazioni nelle varie regioni, Veneto sì, ma da tutte le regioni d'Italia, perché poi la seta è interessata a tutta la pianura padana e non solo, quanto le fondazioni bancarie possono essere sensibilizzate, perché diventa difficile nel momento in cui uno vuole sostenere il progetto, lo si presenta e lo presenteremo e rimarremo collegati sicuramente, diventa difficile trovare la forma di finanziamento, perché le fondazioni predispongono dei bandi che sono un po' blindati, sono a indirizzo particolare, diventa difficile inserire a volte i nostri progetti. Noi ci proviamo, insistiamo, ma diventa difficile. Forse essere partner all'interno di questo progetto, far parte di questo network, è un biglietto da visita, secondo me, molto importante, che dà una visibilità europea, che non è da sottovalutare come importanza e rilevanza. Ecco, vi chiederei, se avete già previsto qualcosa, se si può esplorare in qualche modo, avere, non dico un canale preferenziale, no, però avere un'opportunità in più, sì. E l'ultima cosa non è una domanda, ma è solo un aspetto tecnico: se la documentazione che avete presentato è poi accessibile, si può magari scaricare col tempo, ovviamente, è molto interessante. Grazie ancora. Allora, comincio da questa seconda domanda. Io penso di sì, che sia il dottor Marson che la dottoressa Cappellozzo, e sicuramente la mia, possiamo farla circolare tra i partecipanti interessati. Noi avevamo anche preparato una specie di formulario che è disponibile in entrata. Chi di voi volesse ricevere non solo questo materiale, ma anche entrare nel nostro indirizzario, noi abbiamo, non è tanto una newsletter, ma mandiamo delle informazioni su avvenimenti, eventi che possono essere di interesse in materia di seta, non solo in Italia ma nel resto d'Europa. Quindi se volete darci le vostre coordinate, manderemo sia questo materiale che il materiale di questa mattinata di chiacchierate insieme, che altre informazioni sul progetto. E prima che dimentichi, in entrata dovreste trovare anche delle brochure, un po' di gadget, delle magliette, dei cappellini, delle cose del Consiglio d'Europa, e chi è interessato vi prego di servirvi.
Sulla questione delle fondazioni, noi abbiamo più che altro, stiamo riflettendo a come trovare dei finanziamenti forse europei per far veramente partire il progetto. A livello locale io inviterei i presenti a rivolgersi sia alle autorità comunali che a quelle regionali. Ci sono delle regioni che dovrebbero essere interessate e dovrebbero avere anche dei fondi comunali, dei fondi regionali per dare supporto a delle attività in loco, ma perché no anche le fondazioni. Se noi come Ufficio di Venezia, Ufficio Italiano del Consiglio d'Europa, possiamo aiutare nella vostra démarche, se voi per esempio pensate di avvicinare qualche fondazione bancaria o la Regione Piemonte, noi possiamo inviarvi una lettera o dare un documento che spiega quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo insieme, questo più che volentieri. Qualche volta aiuta nel punteggio della valutazione di varie richieste di finanziamento. Grazie. Direi che abbiamo concluso gli interventi, allora io ringrazio l'ambasciatrice Luisella Pavanno-Wolf, la dottoressa Silvia Cappellozza e il dottor Ettore Marson, anche per il tuffo nel passato che ci ha fatto fare con la sua presentazione. Vi ricordo appunto la visita al Museo del Baco da Seta questo pomeriggio per chi avesse già avuto informazioni in merito. Da parte degli organizzatori un buon proseguimento di giornata.